Buongiorno, ben trovati telespettatori di Antenna 3, buona domenica. Innanzitutto partiamo anche oggi con il nostro speciale, con la diretta straordinaria dedicata all'emergenza Covid-19 e a tutte le sue angolature, le sue sfaccettature economiche, sociali, istituzionali. I temi sul tavolo ormai sono tantissimi, infiniti, si intersecano fra di loro, quindi dalle misure strutturali europee al dibattito attorno al decreto rilancio, all'ecobonus, i centri estivi che partono, che non ripartono, le problematiche che insorgono ormai quotidianamente nel confronto fra governo e regioni. A proposito di questo, oggi si celebrano i 50 anni dalle prime elezioni regionali della storia della Repubblica Mattarella, di cui vi darei lettura per stralci, perché il nostro racconto oggi partirà proprio da queste dichiarazioni importanti. Siamo chiamati, dice Mattarella, a una prova impegnativa. L'Italia ha le carte in regola per superare la sfida, non vincerà da solo un territorio contro un altro, non prevarrà un'istituzione a scapito di un'altra, ma solo la Repubblica nella sua unità. Decisiva sarà la capacità di tenere insieme pluralità e vincolo unitari. Queste le parole di Mattarella, che prosegue: il principio di autonomia delle regioni e degli enti locali è alle fondamenta della costruzione democratica, perché appartiene al campo indivisibile delle libertà e costituisce un regolatore dell'equilibrio costituzionale. Quindi di fatto Mattarella dice che l'autonomia delle regioni è fondamento di democrazia. Questo poi è il messaggio forte che viene ripreso anche dall'ANSA nazionale, che possiamo vedere dallo schermo del computer. Queste le parole, quindi: libertà dei territori, contributo all'unità nazionale. Parole ovviamente che terranno banco sul fronte politico in questa seconda domenica di giugno. Per commentare a caldo questo messaggio siamo collegati via Skype con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Andrea Martella. Buongiorno sottosegretario, buona domenica. Buongiorno e buona domenica anche a voi. Partiamo da queste parole del Presidente Mattarella. È stato un periodo di confronto anche aspro fra governo e regioni. La pandemia ha messo spesso uno contro l'altro questi soggetti istituzionali. Queste parole in questo preciso momento storico, che peso hanno, sottosegretario? Io ritengo che queste parole del Presidente della Repubblica siano, come spesso avviene, come sempre avviene nella nostra vita politica ed istituzionale, parole assolutamente condivisibili, che richiamano all'importanza delle regioni, alla libertà dei territori, all'autonomia come fondamento della nostra unità nazionale, e richiamano anche ad un principio fondamentale, cioè quello di una leale collaborazione tra i diversi livelli istituzionali e quindi tra lo Stato e le regioni. Dice anche il Presidente della Repubblica, lei lo ricordava, nessuno ce la farà da solo, ci deve essere uno spirito nazionale, ci deve essere una leale collaborazione fra tutti, ed è per questo, sinceramente, ma senza voler adesso usare le parole del Presidente della Repubblica, che ritengo che il governo abbia sempre seguito questo principio, cioè di lavorare lealmente con le regioni affrontando una pandemia difficilissima, e qualche volta invece ci sono state fughe in avanti, contrapposizioni, spesso inutili, che forse ci hanno fatto perdere la concentrazione dei veri problemi. Ecco, l'ultima polemica è di
venerdì pomeriggio di fatto, e si sta protraendo anche in queste ore, riguarda l'annuncio di impugnativa da parte del governo nei confronti della legge regionale che è andata a istituire il corso di medicina a Treviso all'interno dei percorsi di studi dell'Università di Padova. Si è sollevato un caso politico importante con il governatore Zaia, che ha parlato di una scelta irresponsabile, ha detto: noi siamo pronti ad andare avanti, andremo se necessario anche in Corte Costituzionale. Il sindaco di Treviso ha rincarato la dose, non solo il sindaco di Treviso, perché oggi di fatto anche il Partito Democratico trevigiano chiede al governo di non impugnare poi alla fine questa legge. Io so che a tal proposito lei ha delle considerazioni importanti da fare. Sì, questo è il classico esempio in cui sarebbe meglio evitare contrapposizioni inutili e lavorare insieme per il conseguimento dello stesso risultato. Allora, diciamo le cose come stanno. Siamo tutti d'accordo sull'opportunità che ci possa essere una nuova sede della Facoltà di Medicina a Treviso. Siamo tutti d'accordo che questo può servire al nostro sistema universitario e a quello sanitario. Siamo d'accordo che questo debba avvenire con una compartecipazione dello Stato, delle regioni e della Regione, perché non è che può decidere Zaia dell'apertura dell'anno accademico o delle iscrizioni degli studenti. Va fatto nell'ambito di una politica nazionale che riguarda il Ministero dell'Università e della Ricerca. Allora, se siamo d'accordo su questo, andrebbero evitati toni eccessivi, parole forti, ricerca di contrapposizione, in questo caso inutile. I rilievi che sono stati posti dal governo sono di natura tecnica, sono legati al nuovo corso, al finanziamento del nuovo corso di laurea, al fatto che inciderebbe su quello che è il fabbisogno del fondo sanitario regionale. E quindi, siccome in questo momento abbiamo stanziato una grande quantità di risorse, sia per la sanità, 3 miliardi e 2, sia per l'università, 1 miliardo e 4 in 2 anni, di cui 500 milioni proprio a favore degli atenei, io credo che non ci sia nessun problema a risolvere questa questione, a superare i rilievi di ordine tecnico, ad avere le risorse a disposizione senza togliere dalle ILEA, cioè dalle risorse che servono alla sanità regionale, e permettere quindi che si possa avviare l'anno accademico. Vede, è proprio questo è un esempio in cui spesso Zaia cerca di evitare condizioni di dialogo, di confronto e di collaborazione che sarebbero indispensabili. È già venuto su altre cose, peraltro mi risulta dal ministro Boccia che la Regione Veneto fosse perfettamente a conoscenza di queste possibili impugnazioni di carattere tecnico, e quindi bastava che il problema si affrontasse qualche giorno fa, invece di far finta di nulla per poi dire che si è trattato di un fulmine a ciel sereno. E sottosegretario, si arriverà alla fine all'impugnazione da parte del governo, perché venerdì è stata annunciata, c'è tempo fino a metà giugno. Alla fine l'esecutivo cosa farà? Penso che ci si possa mettere intorno a un tavolo, superare questi rilievi tecnici, evitare l'impugnazione, fare in modo che l'anno accademico possa partire, ma che questo avvenga nel rispetto delle leggi. Siccome le risorse a disposizione ci sono, io credo che sarà possibile evitare l'impugnazione. Certo, se la Regione continua sulla linea dei ricorsi della Corte Costituzionale diventa un po' più complicato, ma devo dire che ho sentito spesso Zaia dire che ricorre alla Corte Costituzionale, poi in realtà non ho visto atti in tal senso, ma forse fa più un po' parte di una volontà di annunciare le cose. Credo che però l'impugnazione possa essere evitata e si possa andare tranquillamente ad un tavolo di confronto anche nel corso della settimana per risolvere il problema, perché ripeto, che ci sia una nuova facoltà, una nuova sede della Facoltà di Medicina a Treviso è un fatto importante, utile, positivo, che nessuno vuole negare, ma forse per farlo
la legge prevede che non si prendano le risorse che sono previste per il Fondo Sanitario Regionale. Tutto qui, semplice. E quindi di ricondurre il tutto, di ricondurre la partita all'interno dell'alveo, diciamo così, statale, all'interno delle iniziative del MIUR, anche da un punto di vista finanziario. Direi proprio di sì, o comunque di trovare la soluzione perché si parta subito utilizzando parte di queste risorse che poi vengano ricompensate. Sa, dal punto di vista tecnico le soluzioni si trovano facilmente, se c'è la volontà politica, senza voler fare polemiche inutili, gli obiettivi si riescono a realizzare. Senta, sottosegretario, Treviso in questi ultimi giorni è un po' al centro del dibattito anche per un'altra questione che sta incupendo non poco anche il tessuto economico, la chiusura dell'aeroporto Canova almeno fino a ottobre per il calo dei voli. La buona notizia oggi dall'altro lato è che l'Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea ha dato il via libera agli scali veneti dichiarandoli sicuri. Ecco, la partita del sistema aeroportuale per il Veneto è fondamentale perché da qui passa il turismo, da qui passano tante cose. Sta facendo qualcosa il governo in tal senso? Io, come lei ha detto, ritengo che il sistema delle infrastrutture del nostro nord-est si poggi in maniera fondamentale sul sistema aeroportuale. Devo dire che gli aeroporti di Venezia, Treviso, Verona, se guardiamo al nord-est di Trieste, hanno fatto grandissimi risultati, grandissimi numeri nel corso di questi anni, pur con alcuni problemi che sono stati affrontati e che avrebbero potuto essere affrontati anche meglio. Però diciamo che il turismo ha subito un colpo molto duro da questa pandemia. Il fatto che adesso gli aeroporti possono essere ritenuti sicuri e ritornare a funzionare normalmente è un fatto importante. Credo che la loro piena funzionalità si inserirà nella ripresa turistica nel nostro paese, che ovviamente avverrà un po' alla volta e che però io penso avverrà. E quindi queste nostre infrastrutture, che forse andranno anche migliorate, sono assolutamente indispensabili per la tenuta e per lo sviluppo del turismo in una regione così importante come la nostra. Tra l'altro, sottosegretario, collegato a questa partita c'è anche tutto l'aspetto dell'apertura delle frontiere. Ieri il ministro degli esteri Di Maio è stato a Lubiana, il suo secondo giorno, il suo secondo viaggio dopo il lockdown in terra straniera. Nei giorni scorsi era stato in Germania. Se lei ha proprio un minuto, vorrei partire dalle dichiarazioni di Maio sull'apertura delle frontiere, sul corridoio verso l'est Europa. Prego la regia di mandare in onda Di Maio. Quella di oggi è la mia seconda missione all'estero dopo la fine del lockdown dovuto all'emergenza sanitaria. Non è un caso che abbia scelto proprio la Slovenia, paese vicino e amico dell'Italia. Nel corso della pandemia abbiamo mantenuto uno stretto coordinamento con i nostri amici sloveni sia in ambito bilaterale che in quello comunitario, e vorrei cogliere l'occasione per congratularmi per l'eccellente gestione dell'emergenza sanitaria da parte delle autorità slovene, che ha permesso loro di dichiarare la fine della pandemia il 31 maggio scorso. La fine dell'emergenza sanitaria ci permetterà, tra le altre cose, come abbiamo discusso con il Ministro, di riprendere i lavori del Comitato di coordinamento dei Ministri, la cui prossima sessione si potrebbe tenere nell'autunno di quest'anno in Italia, ma soprattutto permetterà la ripresa dei flussi turistici, che sono fondamentali per le economie di entrambi i nostri paesi. Esse valgono infatti il 15% del PIL italiano e il 12% circa di quello sloveno. Riguardo al tema dei flussi turistici e delle riaperture, ringrazio il collega Ministro per l'ottimismo che mi ha trasmesso e mi ha assicurato in ottica del 15 giugno, la data nella quale a livello europeo la Germania ci ha dato garanzie di riapertura, la Svizzera che
rientra comunque nei paesi a cui noi abbiamo aperto il 3 giugno, dal 3 giugno ci ha dato rassicurazioni. Questo ottimismo, caro Ministro, questo ottimismo sloveno in vista del 15 giugno è molto importante per tanti nostri concittadini italiani e quindi grazie, perché aiuterà sicuramente l'industria turistica, aiuterà sicuramente le nostre reciproche comunità che sono sui nostri territori. Ecco, sottosegretario, importante per il turismo italiano basilare per quello dell'Alto Adriatico, l'apertura dei confini con la Slovenia ha un peso specifico. Stiamo tranquilli, il 15 si va verso l'apertura? Credo di sì, stiamo lavorando per questo, per fare in modo che il 15 giugno sia una data in cui le frontiere del nostro paese e degli altri paesi verso l'Italia possano riaprire, che ci sia quindi una ripresa, una reciprocità e si lavori nella logica di un mercato unico, quale siamo, senza nessuna forma che possa determinare concorrenze di carattere sleale. Per noi il turismo è davvero importante, siamo la principale regione turistica in Italia e come governo abbiamo fatto delle scelte impegnative per il rilancio del settore, sia per il turismo interno, sia per attrarre turismo dall'estero. Certo, ci vorrà del tempo, ma io credo che possiamo guardare al 15 di giugno con un certo ottimismo. Tra l'altro, sottosegretario, lo dico a lei, ma lo dico a tutti i telespettatori, fra poco andremo anche a Eraclea Mare per vedere come procede la situazione sul litorale veneto. Tornando al nodo politico, sottosegretario, oggi il Premier Giuseppe Conte ha rilasciato, lo vediamo anche online, un'intervista molto importante al Corriere della Sera a Massimo Franco. Conte lo ha detto chiaro e tondo, non temo di cadere, adesso però c'è l'urgenza di agire. In tutti questi mesi hanno detto che sarei caduto, ho imparato a non meravigliarmi più. Fa bene a non meravigliarsi più il Premier Conte, sottosegretario? Vabbè, questa è una sua considerazione di natura personale, probabilmente è abituato. Io credo che dobbiamo stare ai fatti. I fatti sono che i dati diciamo, epidemiologici ci dicono che per fortuna il Paese sta reggendo. Gli interventi che abbiamo fatto nel campo sanitario hanno determinato una tenuta dell'Italia, siamo stati un esempio per gli altri paesi europei. Le scelte fatte a livello economico sono servite per affrontare l'emergenza del reddito, della perdita di lavoro, della cassa integrazione, delle imprese, della loro liquidità e della possibilità quindi di vedere cancellate alcune tasse. Le misure che abbiamo messo in campo sono servite e serviranno per affrontare questa fase e lo stiamo facendo anche volendo semplificare molto le procedure, facendo in modo che in tempi rapidi arrivino soldi in tasca ai cittadini e alle imprese. A livello europeo abbiamo assunto un'iniziativa straordinaria, impensabile fino a poche settimane fa. Si è fatto molto più adesso che negli ultimi 10 anni, con gli interventi della Banca Centrale Europea, con gli interventi della Commissione Europea. Tra 10 giorni ci sarà un altro importante appuntamento, ci sarà da lottare, ma se queste risorse del Recovery Fund, cioè 750 miliardi, vengono messe a disposizione dell'Europa, come verranno messe a disposizione, la quota parte per il nostro Paese sarà importante per un piano di rinascita. Ecco che il Premier Conte si riferisce a questo, e cioè ad un prossimo appuntamento da costruire al meglio con un ampio confronto che possa determinare che le migliori energie della società italiana, le forze economiche, sociali, produttive, sindacali, del lavoro, si possano trovare attorno a degli stessi obiettivi, e cioè di determinare una ricostruzione di carattere economico dopo la crisi peggiore che abbiamo vissuto dal dopoguerra. Sottosegretario, a proposito di strumenti europei, il MES, accederemo al MES sì o no? Come sta andando avanti questa partita, anche se importante? Io penso che sarebbe utile per l'Italia accedervi.
Il MES sono circa 37, non è più lo strumento che era prima, è privo di condizionalità, non c'è nessuno che possa fare ingresso nel nostro paese e fare chissà quale verifica. Sono 37 miliardi a disposizione della sanità, addirittura con un tasso negativo, quindi senza interessi. E potrebbero servire per ricostruire il nostro sistema sanitario, per fare degli interventi a favore degli ospedali, delle strutture, dei medici, degli infermieri, delle assunzioni di nuovi giovani, e quindi io credo che nell'ambito dei programmi che si stanno assumendo insieme al Recovery Fund, assieme al programma SURE, cioè quello per la disoccupazione, sarebbe utile nel nostro paese avere anche il MES. Se ne sta discutendo, come lei sa, a livello interno, a livello internazionale. Mi auguro che si possa arrivare verso questa decisione. Su questo io uso parole piuttosto nette. Le chiedo un'ultimissima battuta, visto che stiamo ripercorrendo insieme un po' i fatti anche salienti della settimana, sull'inchiesta che ha travolto l'AMIA, la società dei rifiuti veronese. Si è ritornati a parlare di infiltrazioni mafiose a nord-est. È un'operazione molto importante portata avanti dal DDA di Venezia. C'è la mafia a nord-est e cosa si può fare? Questa operazione di pochi giorni fa ha purtroppo confermato, nonostante qualche teoria che lo negava, che anche in Veneto c'è la presenza di questo fenomeno e dobbiamo alzare il livello di attenzione. Altri esempi ne abbiamo avuti in altri territori. Lei ha citato per esempio prima anche Eraclea. E soprattutto dobbiamo essere molto vigili in questa fase, cioè in una fase di debolezza del tessuto sociale ed economico, per le ragioni che abbiamo detto prima, dove la criminalità può trovare spazio per infiltrarsi ulteriormente. Quindi il ruolo delle forze dell'ordine, della magistratura è fondamentale. È stato fatto un grande lavoro per il quale vale la pena di complimentarsi. Penso che serva un grande patto sociale regionale che riguardi i corpi intermedi, le banche, le fondazioni antiusura, le associazioni e la politica, perché si rafforzino le antenne sul territorio e perché anche nel nostro territorio e nel Veneto vengano rafforzati gli anticorpi democratici e della legalità contro queste possibili infiltrazioni. È assolutamente importante, anche in vista delle prossime elezioni regionali, che tutto questo si faccia. E quindi operazione fondamentale, ma ancora bisogna tenere molto alto il livello di attenzione. Sottosegretario, grazie per questo suo intervento, buon lavoro, buona domenica. Grazie, buona domenica anche a voi. Buona domenica. E ci rechiamo adesso a Marghera, perché vedo collegato, pronto, come sempre, Filippo Fois con Sandro Ponchio. Buongiorno Filippo. Buongiorno Cristian, buongiorno ai nostri telespettatori e buona domenica naturalmente da Marghera. Siamo, come hai detto, di fronte alla sede della Protezione Civile Regionale del Veneto, dove tra poco si terrà il consueto punto stampa del Presidente Luca Zaia. Ecco, oggi sicuramente il Presidente Zaia tornerà sulle parole pronunciate poco fa da Mattarella nel suo messaggio alle regioni: autonomia quale fondamento di democrazia. Il governatore Zaia in queste ultime settimane è ritornato a parlare prepotentemente del tema e della partita autonomista. Sì, è una partita autonomista che naturalmente si è dovuta fermare in questi mesi di fronte all'emergenza sanitaria, ma che rimane assolutamente in piedi. Tra l'altro le parole di Mattarella si sposano per certi versi con quanto era stato affermato da un altro Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che viene spesso citato in questo senso dal Presidente della Regione Luca Zaia. Per cui noi che oramai come Veneto ci stiamo incamminando a grandi passi peraltro verso la fase 3 dell'emergenza coronavirus, riapriremo insomma politicamente questa partita dell'autonomia del Veneto. Ecco, partita quindi fondamentale anche in vista del prossimo appuntamento elettorale. Ieri tra l'altro
è stata presentata ufficialmente, per il quale tra l'altro ancora si continua a discutere durante queste conferenze per quello che riguarda la data del voto. Come sapete ancora non è stata decisa con esattezza, sembrerebbe che si debba votare a settembre, però rimane aperta da parte, soprattutto secondo le richieste di diversi presidenti di regione che andranno alle urne, la richiesta di votare a luglio. Comunque certo questo sarà un tema che sarà tra quelli portanti di questa campagna elettorale. Campagna elettorale che di fatto, Filippo, è già iniziata. Poco fa parlavamo anche con il sottosegretario Martella del nuovo casus belli relativo alla facoltà di medicina. Ieri il centrosinistra ha lanciato ufficialmente la candidatura di Arturo Lorenzoni del Veneto, che vogliamo come sfidante di Zaia, o comunque come punta di diamante del centrosinistra. Le elezioni sono, o perlomeno il periodo elettorale, la campagna elettorale è iniziata, Filippo. Sì, di fatto è inevitabilmente iniziata. È chiaro che ci troviamo in una situazione che non è ancora normale, perché perlomeno per le prossime 2 settimane il coronavirus terrà comunque ancora banco. Secondo quelle che sono le intenzioni della Regione, circa il 15 giugno dovrebbe essere il termine di quelle ordinanze che hanno regolato tutte le prescrizioni che abbiamo dovuto adottare in questi mesi per limitare il contagio. Dalla seconda metà di giugno teoricamente dovremmo tornare veramente a un dibattito politico che si occupa anche di questa importantissima scadenza. Tra l'altro approfitto della tua presenza per leggere il report di ieri, il secondo report di giornata. La curva del contagio continua a decrescere in Veneto, quindi questa non può che essere una bella notizia. Ieri tra le 8 del mattino e le 17 del pomeriggio è stato registrato un solo caso di positività al coronavirus in provincia di Venezia, mentre si continuano a registrare diversi decessi. Ieri in giornata sono stati ben 3. Questo significa che la curva sta andando verso il basso, e il dato che più fa riflettere è quello delle terapie intensive, perché di fatto in terapia intensiva in tutto il Veneto rimane un solo paziente Covid positivo. Gli altri 14 erano entrati come Covid positivi e si sono nel frattempo negativizzati. Questa è la cartina di tornasole di una curva che sta decrescendo. Filippo, parlo con te, nel senso che fino a un mese fa, fino a 2 mesi fa, parlavamo di 400 posti letto di terapia intensiva. Assolutamente, però è un dato che se da un lato induce a un comprensibile ottimismo, non deve, disegna una situazione che non va comunque sottovalutata. C'era molta preoccupazione effettivamente in queste settimane in cui si sono riaperte gradualmente tutte le attività produttive, si sono riaperti i ristoranti, si sono riaperti le fabbriche, le industrie, e la situazione era tenuta sotto stretto monitoraggio. Ricorderete poi le polemiche per quello che riguarda la Movida. Ebbene, fortunatamente i nuovi pochissimi dati positivi non riguardano queste realtà. Generalmente si tratta, è stato ribadito anche nel corso della conferenza stampa di ieri, di ambiti sanitari e di parenti di persone che lavorano in ambito sanitario, per cui diciamo che le cose stanno andando bene. Però non bisogna mai dimenticare che nonostante ci si trovi in una situazione estremamente positiva, adesso parleremo di turismo, abbiamo parlato di riapertura degli stabilimenti balneari, la mascherina rimarrà comunque un presidio di sicurezza personale che ci terrà compagnia ancora per un lungo periodo, così come tutte le prescrizioni che vanno dal distanziamento sociale alla sanificazione continua, alla pulizia delle mani, che insomma tutte le cose che stiamo ripetendo da parecchio tempo, perché quello che si teme è che comunque possa arrivare soprattutto verso settembre-ottobre una seconda ondata che assolutamente non ci potremo permettere né dal punto di vista economico che dal punto di vista sociale. Per cui sì, i dati sono buoni, possiamo stare relativamente tranquilli, dobbiamo continuare a usare la mascherina e dobbiamo comunque continuare a stare attenti. Certo, e infatti due giorni fa lo stesso Zaia diceva che la mascherina sarà
obbligatoria ancora per mesi, soprattutto al chiuso, e per quanto concerne le previsioni dell'autunno, del domani non v'è certezza. E lo stesso Paolo Navalesi, che è appunto direttore al chiuso ma anche all'aperto quando ci sono situazioni di assembramento, che possono essere una piazza particolarmente affollata, un mercato, oppure semplicemente una coda per entrare in un ufficio pubblico o in un supermercato, per cui diciamo che anche all'aperto comunque è sempre buona norma tenere la mascherina. Per quello che riguarda poi le previsioni, c'è, voi sapete, un modello matematico che viene utilizzato con un certo successo dalla Regione Veneto durante tutta questa crisi. Bene, secondo il modello matematico di cui spesso parla l'assessore Bottacin, gli ultimi casi sparuti di positività dovrebbero registrarsi a fine giugno, dopodiché almeno per un po', e incrociando le dita, magari per sempre, non sentiremo parlare di coronavirus. Però questa certezza non c'è, per cui insomma, come si diceva prima, bisogna continuare a stare attenti. Assolutamente. Filippo, grazie mille, grazie a te Sandro Ponchio. Buon lavoro, ci sentiamo più tardi. Grazie a voi. Grazie Filippo. Adesso dovrei avere in collegamento Lorenzo Maier dal Lido di Venezia, perché adesso ci occupiamo di spiagge, di turismo, di litorale, per capire come ci stiamo preparando all'apertura delle frontiere e che stagione turistica ci attende. Lorenzo, mi senti? Ciao Cristian, buongiorno. Ciao Lorenzo. Studio, buona domenica. Buona domenica a te. E che domenica è al Lido di Venezia? Diciamo che è una domenica per ora molto frequentata, affollata anche nelle strade, c'è abbastanza movimento, diciamo che contrariamente a quelle che erano le previsioni, comunque si temeva il tempo, il sole per ora c'è, anche se è prevista un peggioramento nel pomeriggio. Comunque le spiagge sono affollate, c'è anche una certa vitalità domenicale, locali aperti, chioschi aperti, per cui una bella domenica, bella mattinata estiva, ecco. C'è anche un po' di entusiasmo, ecco, per l'apertura appunto delle spiagge. Hanno aperto quasi tutti gli stabilimenti balneari, ieri la CIGA, gli ex stabilimenti della CIGA, cioè le spiagge più prestigiose dell'isola, hanno comunicato quelle che saranno le tariffe della loro stagione, che partirà invece dal 27 di giugno. Sono tariffe importanti, nel senso che una prima fila all'Excelsior, che quella che è un po' considerata la spiaggia dei VIP, arriva a costare anche 9.000 euro per 2 mesi e mezzo praticamente, per cui diciamo che anche le quotazioni delle capanne non hanno riflettuto per ora un calo dovuto alla pandemia. Ecco. Questo sono cifre che fanno impressione per certi versi, ma sono le cifre di sempre, e questo quindi ci rassicura sul fatto che non c'è nessun tonfo per il momento. Quindi Lorenzo, la spiaggia riapre il 27 come era stato comunicato, mentre per esempio il Grand Hotel Excelsior il 1° di agosto. Restano queste date? Esattamente, per quanto riguarda la spiaggia dell'Excelsior il 27 di maggio, ma quasi tutti gli altri stabilimenti balneari, al Lido ce ne sono complessivamente una quindicina, quasi tutti sono già aperti, già in funzione, chi da fine maggio, chi invece ha iniziato proprio dal 1° giugno, solitamente per tradizione la stagione balneare del Lido inizia dal 1° giugno fino al 15 settembre, perché lo ricordiamo che qui la clientela che frequenta le spiagge è una clientela turistica in parte, ma per la maggioranza di residenti, di videnti e veneziani, e quindi rifletteva un po' a quello che è l'andamento anche scolastico, che normalmente finisce dopo la prima decade di giugno, per cui l'apertura ufficiale come consuetudine dal 1° di giugno. Alcuni hanno anche anticipato sulla spinta anche di quello che è stato una volontà annunciata da qualche giorno da qualche giorno e da qualche anno dal sindaco Bruniale dell'amministrazione, che volevano che le spiagge fossero aperte già per il weekend di Pasqua, proprio per fare così
tra virgolette concorrenza o comunque mettersi sulla stessa linea di esolo delle altre località del litorale, per cui una stagione che possiamo dire adesso è già in pieno svolgimento, non ancora al 100%, ma si spiagge per l'80%. E questo, Lorenzo, guardando e sognando la mostra del cinema. Sì, la mostra del cinema che non è più un sogno perché ormai è una realtà che prevede per lo staff del direttore Alberto Barbera ora mesi di intenso lavoro, perché come consuetudine, insomma, i preparativi del festival iniziano già con la fine di maggio. Quest'anno, visto anche il discorso della pandemia del coronavirus, ovviamente le cose si sono complicate, per cui sarà difficile, è sempre più difficile andare in cerca anche di film che devono avere una certa qualità e devono essere delle anteprime mondiali, con un mondo della cinematografia che, come ci ricordava Barbera, per alcuni mesi si è per forza dovuto fermare. L'offerta cinematografica comunque è molto ricca, ma il lavoro è altrettanto importante, quello che attenderà lo staff della Biennale, perché diciamo che tutti gli occhi non solo della città di Venezia ma del mondo sono puntati sulla Biennale, certo, che sarà il primo festival del dopo pandemia, e lo ricordiamo, si è in attesa di quelle che saranno anche le linee guida che verranno, credo, diramate tra pochi giorni per quanto riguarda le sale cinematografiche. Certo. Perché questo? Perché rispetto a quelle che saranno le indicazioni, poi si potrà capire anche per la mostra del cinema, per il festival, che ovviamente è una questione indipendente che fa storia a sé, ma quali saranno le indicazioni da mantenere per quanto riguarda per esempio la capienza nelle sale e l'accesso delle persone. Questo sarà assolutamente fondamentale. Lorenzo, ti ringrazio, grazie davvero per questo tuo racconto del Lido di Venezia. Ci auguriamo tutti che sia una stagione positiva, le premesse quindi mi pare che ci sono. Grazie Lorenzo Maier, subito dopo la pubblicità andiamo a Eraclea Mare. Di nuovo in diretta per andare a Eraclea Mare. Prima siamo stati al Lido di Venezia, il litorale veneto ovviamente sta sperando in una bella stagione, si sta preparando anche per questo. C'è tutto il tema dell'apertura delle frontiere, ne abbiamo parlato prima anche con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Martella. Per il 15 Slovenia, Germania apriranno quasi certamente. Questa è una buona notizia, è la notizia che gli operatori aspettano da un bel po'. Per portarvi a Eraclea però vediamo insieme alcune immagini della spiaggia e della sua fantastica e celebre pineta.
Ecco, queste alcune delle immagini di Eraclea, della pineta, della celebre pineta, della spiaggia. Abbiamo visto la bandiera blu, c'è tutto quello che serve per una bella vacanza. E così Alessandro Bassetto, albergatore a Eraclea Mare, come vi state preparando? Buongiorno, buona domenica. Buongiorno Cristian, buona domenica anche a te. Grazie intanto dell'invito e fa piacere che in questo momento ci sentiamo con i media anche per dare un segnale di ottimismo per la nostra località. Beh, come Eraclea Mare, diciamo che rispetto a 3 settimane fa abbiamo visto un aumento delle richieste e anche dei segnali di ottimismo da parte della nostra clientela. Siamo in continuo contatto con i nostri clienti che ci chiamano e non vedono l'ora di tornare nella nostra località. Infatti è molto bello rivedere anche il video che presenta un po' la nostra peculiarità, quindi una vacanza in mezzo alla natura, una vacanza anche di tranquillità. E secondo me è anche un trend nuovo da riscoprire, soprattutto in questa situazione dove si va alla ricerca un po' di luoghi poco affollati e quindi la ricerca di spazio come nuovo trend, come si diceva. E Bassetto, prego, ecco, c'è ottimismo, mi pare di capire, nell'aria fra voi operatori. Diciamo che poi l'ottimismo è un po' la cifra stilistica di ogni imprenditore che si rispetti. Beh, Cristian, sì, come ottimismo sicuramente ne abbiamo tanto perché arrivando anche da una situazione di lockdown dove c'erano delle prospettive un po' negate, oggi invece ci troviamo davanti a dei presupposti positivi. Quindi giustamente come sottolineavi il fatto dell'ottimismo dell'imprenditoria, questo c'è sicuramente. Poi, ripeto, abbiamo una clientela affezionata, i periodi di permanenza di Eraclea sono anche periodi abbastanza lunghi perché sull'alberghiero si parla dei 6-7 giorni, superano anche i 7 giorni, per non parlare poi di questi appartamenti anche immersi nel verde della pineta che hanno sicuramente creano una fiducia, creano un cliente che ritorna ogni anno, prenota e si sente anche in sicurezza, soprattutto in questo momento. Alessandro, tu sei albergatore, sei titolare del Parco Hotel di Eraclea, una struttura praticamente sulla spiaggia, sulla pineta. Quando avete già aperto? Aprirete a breve? Come vi state organizzando da questo punto di vista? L'apertura prevista sarebbe stata il 6 giugno, ora però con la visione dei nuovi protocolli che sono arrivati un po' in ritardo abbiamo posticipato all'11 giugno, diverse prenotazioni che erano ai primi di giugno anche durante la Pentecoste, qualcuno ha voluto anche posticipare, quindi il tedesco che giustamente si sottolineava prima con l'apertura dei confini, abbiamo una forte richiesta anche per la fine giugno, 20 giugno. Aggiungo che i mass media potrebbero fare qualcosa di più, dando dei messaggi magari più concreti per dare più fiducia, più ottimismo anche riguardo alla sicurezza della nostra regione e anche della nostra nazione soprattutto. Tra l'altro oggi, quindi sì. Alessandro, c'è tutto il discorso lo abbiamo rimarcato anche nei nostri titoli in apertura, l'Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea ha dato il via libera agli scali veneti dichiarandoli sicuri. Un traguardo che non era affatto scontato fino a qualche giorno fa, quindi gli scali veneti sono ufficialmente sicuri. Questa è una buona notizia. Questa è assolutamente una buona notizia perché avendo Eraclea Mare anche un buon 50% della comunque italiano, ma il resto arriva dalla Germania, dall'Austria, anche dalla Francia, dal Belgio. Quindi è sicuramente un segnale positivo. Il segnale positivo è anche il senso di apertura, poi che siano gli scali, la gente arrivi anche in macchina, ma il senso che diamo un po' l'apertura dello scalo e vuol dire anche che in pari passo ci sia la sicurezza anche del territorio. Quindi sicuramente è un buon segnale e si vede anche dalle richieste che stanno aumentando di giorno in giorno. Tra l'altro sicurezza, ed è giusto anche ribadire, lo abbiamo fatto pochi giorni fa con i rappresentanti di Jesolo, con Alberto Maschio dell'Associazione Jesolana Albergatori e con altri, l'ospedale di Jesolo è Covid free. Questo è importante anche per Eraclea Mare che fa riferimento per le esigenze sanitarie a Jesolo. Quindi c'è una sicurezza sanitaria anche reale. Le immagini del personale di Jesolo che festeggiava la fine del Covid, perlomeno in quella struttura, hanno fatto il giro d'Italia.
Certo, certo, ma anche aggiungerei anche tutto quello, la missione del Bonzaia che ha dato un segno veramente di ottimismo nel territorio e anche a livello di struttura, a livello di sicurezza di Covid-free, la gestione anche sanitaria della regione ha dato sicuramente dei risultati ottimi. Siamo stati esempio per tutta Italia come Regione Veneto e sicuramente anche per Eracleamare, essendo vicino alla Grande Jesolo, come piccola sorella, diciamo, viviamo anche di questo servizio, lo viviamo molto bene, siamo contenti infatti che sia stata fatta questa opera strategica a livello di ospedale Covid-free, anche se tuttora dicono che sia vuoto e quindi speriamo non ci sia tipo nessun ritorno di emergenza, siamo fiduciosi che dal 15 giugno, ecco, superata la prova del 9, da lì in poi questa situazione emergenziale piano piano insomma se ne vada oppure se ne vada concretamente, ecco. Scusa la domanda molto banale ma è basilare, com'è il tempo oggi a Eraclea? Perché il cielo è un po' plumbeo su buona parte del Veneto, oggi com'è? Ma la brezza marina da noi Eracleamare porta sole, quindi abbiamo la costa soleggiata e c'è una buona affluenza anche oggi di visitatori giornalieri e abbiamo anche diversi visitatori che vengono in visita per vedere le strutture, come si sono organizzate, per vedere un po' di prenotare le vacanze già per fine giugno, metà giugno e quindi siamo positivi, dai, siamo positivi. C'è anche chi tiene chiuso però, ci sono locali che hanno deciso di non aprire. Beh, tocchi un punto critico. Allora, ognuno poi dentro la propria dimensione guarda un po' la propria clientela e vede un attimo. Diciamo che a volte la cartina attorno al solo del lavoro che è stato fatto negli ultimi anni ti crea alcune decisioni strategiche se tenere aperti o chiusi. La Regione Veneto, lo Stato ci dà anche delle sovvenzioni, ci dà anche delle concrete garanzie, tenendo chiusi anche, speriamo che ci sia una risposta anche per queste scelte. Di certo purtroppo sì, ti do la risposta che c'è qualche attività che rimane chiusa. Spero ancora che ci sia un colpo di coda finale che magari alla fine si possa cambiare idea, come dire, magari dire in spinta di questo ottimismo di aprire a fine giugno, anche perché penso che tenere chiusa un'attività oggi dia una prospettiva negativa anche per l'anno dopo, no? Il cliente nostro, ripeto, è un cliente fidelizzato, non voglio dire che si sente tradito se si tiene chiusa la struttura, ma di certo dare quel segno, soprattutto in questo momento critico, sicuramente valorizzato, soprattutto per il 2021. Quindi sì. Diciamo però che, c'è chi tiene chiuso un po' in tutta la costa veneta, ma nel caso di Eracleamare la maggior parte delle attività è di fatto già aperta. La maggior parte, diciamo che una buona metà degli alberghi è già aperta, è già attiva già dal ponte del 2 giugno e hanno avuto anche una buona risposta e siamo molto soddisfatti. Come agenzie e appartamenti, anche perché una componente turistica è rappresentata in grande dimensione dalla offerta degli appartamenti, ma sentendo i colleghi c'è una forte richiesta. Infatti ricordo che la riscoperta un po' della piccola località come Eraclea, con queste zone tranquille immerse nella natura e il concetto di spazio sicuramente sì, diventa un plusvalore di non poco conto in questo momento. Questo è assolutamente un punto fondamentale. L'esigenza di spazio diventa pressante in questa estate 2020 e in Veneto ci sono delle spiagge come Eraclea che hanno dimensioni molto, molto ampie. Penso che non ci siano stati neanche tanti problemi per gli ombrelloni. No, assolutamente. Noi come spiaggia avevamo già, tra virgolette, il lusso di avere delle dimensioni, delle distanze molto abbondanti già da sempre, insomma. Quest'anno abbiamo deciso di allargarci ancora di più, raggiungendo quasi 4 metri e mezzo di distanza, 4 metri e addirittura anche 5 metri, in modo tale da dare più comfort agli ospiti. E, come dicevi, sì, giustamente la spiaggia è molto ampia e non è congestionata e quindi sicuramente offre un contesto di serenità, ecco.
che è quello che E ci sul vuole. sul fronte occupazionale, perché poi Eraclea Mare, come tutte le località turistiche del Veneto, è inserita all'interno di comunità, di comuni, tante persone ruotano attorno al turismo di Eraclea Mare anche nella zona interna, da Torre di Fine a Torre di Mosto e quant'altro. Ecco, sul fronte occupazionale com'è la situazione? Per esempio nel tuo albergo chiamerai tutti i dipendenti, ci sarà meno organico, i tuoi colleghi cosa ti dicono su questo fronte? Allora, per parlare della nostra realtà, il nostro obiettivo è quello di mantenere il personale che avevamo l'anno scorso, vogliamo come promessa, anche come premio per valorizzare le persone che ci hanno seguito negli ultimi anni. Siamo un po' nel momento anche, come si diceva prima, di ottimismo, quindi vogliamo prepararci. Già oggi abbiamo diverse persone assunte, stiamo preparando l'albergo al meglio. Sappiamo che i protocolli sono abbastanza stringenti, o diciamo che ci stanno anche miticizzando un pochettino, quindi stiamo formando anche il personale in modo tale da rispondere con serenità ad ospitare le persone. Quindi chi prospettava gli alberghi come degli ospedali non deve più avere questa prospettiva. Fino a qualche settimana fa si diceva ci attende una prospettiva di questo tipo. Non è così. Non è così, ma infatti anche l'utilizzo delle mascherine solo nei luoghi interni, se si è in piedi, perché alla fine quando ci si siede all'interno del ristorante le mascherine non ci sono più naturalmente, come nella terrazza bar non ci sono più, ma anche all'interno del giardino, se viene garantita la distanza di 1 metro, il percorso per andare al mare si è in tutta libertà. Viene tenuta ancora come DP nel momento in cui c'è vicinanza o non si può evitare la vicinanza, però ripeto che a Eraclea Mare abbiamo ampi spazi, grandi viali, quindi questo problema per noi per fortuna è molto parziale, insomma, ecco. Quindi sì, sono positivo, insomma, anche come risposta del cliente oggi, vediamo che sta valorizzando questa situazione qua per Eraclea Mare, ecco. E fino a quando pensate di portare avanti la stagionalità? Andate fino a fine settembre? Avete fatto una previsione da questo punto di vista? Noi negli ultimi 5-6 anni stiamo cercando di destagionalizzare. Destagionalizziamo perché abbiamo notato una grossa risposta anche sia dagli italiani ma anche dagli austriaci e tedeschi, che ritornano alla riscoperta di un territorio che non è solo la vacanza al mare, ma Eraclea, come il territorio collegato in rete, offre anche molto di più, perché siamo vicini comunque a città d'arte importanti, quindi venire anche per la passeggiata al mare, ma anche per l'enogastronomia, per la cultura, anche di scoprire Venezia in un periodo magari a ottobre, così all'inizio dell'autunno, è fantastico. E quindi quest'anno noi come struttura pensiamo di chiudere verso il 1° ottobre, fine settembre, 1° ottobre. E poi vediamo già per fine agosto di magari ampliare magari già la prima settimana di ottobre. Vogliamo capire se è possibile, se c'è una domanda. Anche perché visto le limitazioni che abbiamo avuto qua a maggio-giugno, magari chissà, se si respira un'aria di serenità più avanti, magari c'è qualche ospite che vuole ritrovarsi, fare un'esperienza al mare anche fuori stagione. Diciamo allora, Alessandro, che questa crisi pandemica terribile, drammatica, possiamo sprecare decine di aggettivi, però in qualche modo potrebbe accelerare alcuni processi come quello della destagionalizzazione di cui tanto si parla. Sì, come ogni crisi ormai abbiamo imparato che dalla crisi viene fuori anche il meglio dell'imprenditoria, perché si cerca di girare pagina magari con nuovi presupposti. Dobbiamo, secondo me, riscoprire una costa che possa valorizzarsi anche nell'inizio e nella fine stagione. Io parlo anche del mercato della bicicletta, anche perché in Eraclea Mare abbiamo tanti percorsi, ma dico le località sono tutte collegate ormai. Parliamo che della Monaco-Venezia, abbiamo turisti che arrivano da Monaco ogni anno e fanno tutto il percorso, ma altri che arrivano in vie Mezzane, sempre nella stessa asse. E quindi il cicloturismo, per esempio, è uno di questi esempi che probabilmente valorizza la bassa stagione. Chissà, quindi ci scommetterei e ci dobbiamo investire
Menziono anche Adria Bike che sta facendo un grosso lavoro negli ultimi tempi col Bike Hotel e anche per incentivare, per creare una comunicazione più positiva con i comuni, con i territori, in modo tale da creare questa rete territoriale, valorizzare anche le piste ciclabili. Vediamo anche negli ultimi tempi nelle diverse città italiane che la valorizzazione anche della mobilità intelligente con la bicicletta è premiante, insomma, quindi sono fiducioso per un nuovo turismo. Alessandro, siamo in attesa di collegarci con Marghera, con la conferenza stampa di Zaia, forse c'è qualche istante, qualche minuto di ritardo, vedo che tutto tace al momento alle mie spalle, e ne approfitto per chiederti come sta la spiaggia, perché venerdì c'è stata una mareggiata in alcune località del Veneto, nella zona di Jesolo Pineta, di Eraclea Duna Verde. Ci sono stati danni? Beh, da noi abbiamo fatto un ripascimento già dalla marea che c'è stata a novembre, purtroppo anche noi abbiamo avuto dei danni, ma è stato fatto il ripascimento molto oculato la settimana scorsa, 10 giorni fa. Purtroppo notiamo che ci sono questi fenomeni sempre a fine maggio, inizio giugno e ci ha tradito anche quest'anno. Qualche danno c'è stato in qualche punto, nei punti un po' più critici della costa, però siamo certi che in giro di qualche giorno risistemiamo tutto e ripartiamo sicuramente. Diciamo che il 2020 non è partito proprio nel migliore dei modi, non si era concluso bene e diciamo che serve proprio una vacanza per lasciarci alle spalle un periodo un po' così, decisamente magro. Condivido con te, Cristian, sì. Speriamo infatti di ripartire già da metà giugno, insomma, con una nuova pagina, dai. Speriamo. Allora ti ringrazio, buon lavoro Alessandro, buon lavoro a te e a tutti gli operatori di Eraclea Mare e della Costa Veneta. Buon lavoro ad Alessandro Bassetto, titolare del Parco Hotel di Eraclea Mare. Arrivederci, grazie e buon lavoro. Arrivederci, grazie e buon lavoro. Grazie. È arrivato proprio adesso Luca Zaia, ci colleghiamo con l'unità di crisi di Marghera. Coloro che sono in collegamento. Stavo pensando che ho visto Crozza oggi, me l'ha fatto vedere. Tanto non sbaglio le date nelle citazioni. Però posso dire, anche questa è identità veneta, no? Si sente favellare anche in Veneto, quindi grazie a Crozza per aver dedicato un cameo anche al Veneto. Come si dice, no? Per usare una citazione, quello che non strozza ingrassa, no? Però noi non mangiamo i gatti. Allora, totale, non faccio battute, se no. Totale tamponi 745.805. Pensate, ne abbiamo processati, anzi ne hanno processati 16.172 ieri, nelle ultime 24 ore. Il numero di positivi sono 19.183, uno. Quindi capite, su 16.000 se volessimo fare vuoto per pieno, uno. Il che vuol dire, se ci fosse botta C, sono lo 0,1 per 1000, quant'è? Boh, non so, 16.000, l'1,6 per 1000 sarebbero... Quanto? Chi è che fa il conto? Fate il conto. Allora, non fatemelo fare in diretta, se no lo faccio. Se fossero 20.000 e fosse 1, sarebbero 0. Insomma, fate il conto. Isolamento 1020. No, potrei farlo a voce alta, poi fa il giro del mondo. Meno 37. Le persone ricoverate in questo momento sono 320, meno 3, dei quali 81 positivi, ragazzi, quindi i positivi sono 81 e guardate che bel numero di terapie intensive, 16, ne abbiamo uno solo di coronavirus, quindi 81 in ospedale ricoverati più uno in terapia intensiva fa 82 coronavirus. I dimessi sono 3.442 più 3,
Il totale dei morti è 1954 più 5, dei quali morti in ospedale 1401. I nati sono 76. Allora, intanto saluto delle persone che sono qui, una famiglia di Vicenza con 3 bambini, quindi salutiamo, ecco, sono venuti qui, buongiorno. I leoncini di Vicenza, no? E poi saluto anche la signora Olivieri di Verona, eccola lì, buongiorno. E poi altre persone che sono qui, un'altra signora che ho salutato prima, che mi ha presentato un problema e che vedremo di darle una mano. E un saluto ovviamente l'ho già fatto per tutti. Guardate, oggi, lasciatemelo dire, è una bella giornata perché abbiamo iniziato il mattino con una bella dichiarazione del Presidente Mattarella, fra l'altro me la sono anche stampata. Oggi ricorre una data importante, no? Il 7 giugno del 1970, e quindi sono 50 anni oggi giusti, e dalla prima elezione delle regionali. Quindi nel 7 giugno del 1970 si votavano i primi amministratori regionali con la costituzione l'istituzione dell'ente regione. Il Presidente Mattarella oggi dichiara, virgolette, il principio di autonomia delle regioni e degli enti locali è la fondamenta della costruzione democratica, perché appartiene al campo indivisibile delle libertà e costituisce un regolatore dell'equilibrio costituzionale. La libertà dei territori e l'autonomia delle comunità sono un contributo all'unità nazionale nel quadro di una leale collaborazione tra i diversi livelli istituzionali. Sentite, ci arriva l'autonomia per via DHL qui, cioè arriverà a 100 all'ora. No, io al di là delle battute ringrazio il Presidente Mattarella per aver voluto consacrare questa giornata, no? Se ci pensate, qualche anno fa discutavamo di regioni, della possibilità di eliminarle, di Batman, ve le ricordate quelle vicende lì, dei rimborsopoli? Ve lo dico perché il Veneto non ha avuto una minima scalfitura da quelle polemiche. C'era un attacco a 360 gradi e si è cercato fino in fondo di eliminare le regioni. Oggi, a 50 anni dalla loro istituzione, ne viene fuori, alla luce anche, io penso che il Presidente abbia valutato anche quello che è accaduto durante l'emergenza coronavirus, ne viene fuori una solidità di quello che è la logistica istituzionale in questo Paese, dove le regioni non sono un ente inutile, ma sono un ente che ha assunto un'operatività e un livello di conoscenza dei territori e di difesa dei territori che è unico. Ovviamente il Presidente parla di autonomia e leale collaborazione tra le istituzioni come completamento di quello che è appunto ed è interpretato nella Costituzione, e vuole riferirsi al fatto che, vi ricordo che la Costituzione, sia quella del 1948, quella dei Einaudi per capirci, no? Di Calamandrei, dei padri costituenti, era la Costituzione, diciamo, autenticamente federalista, poi lasciamo perdere la gestione centralista che ha avuto questo Paese, ma è anche la Costituzione della modifica del titolo quinto del 2001 che va nella stessa direzione, che addirittura concretizza e solidifica ancora di più questa visione autonomista e federalista dei padri costituenti, addirittura sancendo le 23 materie da delegare alle regioni. Per cui penso che questa sia una bella dichiarazione, spero che qualcuno se la stampi e se la metta nel comodino, visto e considerato che c'è ancora qualcuno che non ha capito che l'autonomia non è una sottrazione di potere come la interpretano a Roma alcuni, e quindi c'è qualcuno che gli viene l'orticaria quando gli parli dell'autonomia, li vedi in faccia, cominciano a cambiare colore, no? A Roma. Ma è bensì una vera assunzione di responsabilità l'autonomia, e le parole del Presidente della Repubblica vanno in questa direzione, no? L'autonomia non viene percepita come un problema ma come un'opportunità. Mi permetto di far sintesi e interpretare le parole del Capo dello Stato. Quindi ringrazio il Capo dello Stato per le belle dichiarazioni a sostegno delle regioni e a sostegno dell'autonomia, che è uno dei valori costituzionali. E a tutti gli altri gli consiglio di stamparsi questa dichiarazione, e quando vedranno le carte del Veneto si leggano sempre prima queste dichiarazioni del Capo dello Stato.
E per quanto riguarda, ve lo volevo dire così in apertura, per quanto riguarda il coronavirus, noi abbiamo degli incontri importanti per questa emergenza. Io ce n'ho uno domani alle 16 per parlare di fiere, o meglio non per parlare di fiere, faremo un incontro con il ministro Gualtieri alle 16. Voi sapete che il sottoscritto assieme a Stefano Bonaccini e Attilio Fontana ha scritto già un paio di volte al governo per il sistema fieristico. Voi capite che i grandi assembramenti non escludono gli appuntamenti fieristici. Sapete che a livello nazionale e internazionale, prima mi ha scritto Claudio Feltrin di Federlegno, a livello nazionale e internazionale la fiera rappresenta ancora la via principale per presentare le produzioni e per fare contratti, e proprio per questo motivo domani discuteremo, visto considerato che il sistema fieristico per noi è una realtà irrinunciabile. Considerate che la nostra fiera di Verona, piuttosto che le altre fiere presenti nel Veneto, perché abbiamo più realtà fieristiche, abbiamo Vicenza, abbiamo il Padovano, e insomma tutte le realtà fieristiche sono letteralmente messe in ginocchio a livello di bilanci. Considerate che Verona ha perso tutti gli eventi clou, e se dovesse essere messo anche in discussione Fieracavalli e le fiere dell'autunno, vuol dire chiudere un bilancio in maniera disastrosa. Avremo poi una conferenza delle regioni martedì alle 13. Vi do un po' il cronoprogramma della prossima settimana, importante perché nel frattempo l'assessore Lanzarin chiuderà i tavoli a livello nazionale con i colleghi per le ultime linee guida che ci mancano, e sono linee guida importanti perché voi capite che stiamo lavorando per il tema degli spettacoli, stiamo lavorando sul fronte delle sale gioco, sul fronte delle discoteche, e dopo che altri, la congressistica, le cerimonie, i matrimoni, i grandi eventi, insomma campi scout e altre partite. Quindi si sta profilando la redazione di un'ordinanza per dare sblocco a tutte queste attività. Ho visto qualcuno che si è agitato perché ho dichiarato che la mascherina non la getteremo. Non è che io mi diverto a dire queste robe, devo dirvi qual è la verità. Io so che è più simpatico il medico che ti dà una pacca sulle spalle e dire ma sì, va a casa, non è niente. Io sono dalla parte di quelli che dicono è meglio che facciamo una risonanza, una gastroscopia, cioè è bene sempre guardare in faccia la realtà. La realtà oggi ci dice che il contagio sta scendendo vorticosamente, la realtà ci dice che i veneti sono stati bravissimi, ma non lo dico perché va bene far complimenti, ve lo dico perché vi faccio vedere la curva del modello e quindi la curva reale, scusate, la gaussiana reale dei contagi, e vedete che durante il lockdown fa così, cioè vuol dire che l'isolamento, anche qui qualcuno dice ma tu hai messo in isolamento i veneti, no, io ho messo in isolamento il virus. Se ci pensate, il lockdown è per isolare il virus, per fare in modo che non trovi più nessuno in giro, non per isolare i veneti. È ovvio che i veneti hanno sofferto in questi mesi, lo stanno soffrendo anche le attività produttive. Questa mattina abbiamo avuto un incontro in videoconferenza, peraltro con l'assessore Canere e l'assessore Donazzan, per parlare appunto del comparto turistico. È un comparto che sta soffrendo, pensate, vi ricordo che abbiamo già perso d'ufficio 65.000 posti, 35.000 di questi posti di lavoro sono del comparto turistico. Adesso stiamo tentando di intervenire in maniera importante con un progetto di promozione pesante che verremo a presentare questa settimana, ma stiamo pensando anche all'occupazione. Guardate, gli elementi per il turismo sono due: portare turisti e garantire l'occupazione. Cioè queste sono delle sfide. Ovvio che se riusciamo a riempire con i turisti, per questo sto continuamente dicendo aprite queste frontiere, abbiamo già risolto metà del problema, perché comunque sì, abbiamo perso qualche fine settimana di maggio, forse, abbiamo perso giugno, però almeno recuperiamo luglio e agosto e magari facciamo anche settembre, magari non si va neanche più a votare, possiamo fare all'infinito e andremo avanti a fare vacanze in questo paese all'infinito, visto che non si va più a votare. E lunedì, fra l'altro, vi ricordo che dovrebbe iniziare la discussione del decreto per le elezioni, per cui anche lì, al di là delle battute, staremo a vedere cosa accadrà.
Ultima roba, coronavirus, e c'entra, è la partita di Treviso. Allora, vi faccio consegnare, dopo ve le dà, dammene una per favore, Alberto Reggiani vi darà poi la lettera che l'Avvocatura regionale ha mandato come controdeduzioni, perché per onestà io devo dirvi alcune cose, per onestà, per informazione, non è che c'è qualcosa di nascosto. Qui siamo davanti a una proposta di impugnativa della legge regionale che istituisce il corso di laurea di medicina e chirurgia a Treviso, proposta di impugnativa che viene dal Ministero dell'Economia e dal Ministero della Salute. È cavillosa la roba. In sostanza voglio ricordare che stiamo parlando di un corso di laurea che non è che ci siamo inventati perché dobbiamo andare a votare, come dice qualche ben pensante, pochi però, perché ormai sono rimasti pochi presi male così in giro, ma è il coronamento di un percorso che dura da anni. A Treviso sono attivati i primi anni di corso di laurea, vorrei ricordare, si studia a Treviso. A Treviso abbiamo 8 reparti clinicizzati, vuol dire che abbiamo gli studenti universitari e abbiamo gli specializzandi che si specializzano e fanno la parte, diciamo, pratica in quei reparti. Abbiamo nelle 8 reparti clinicizzati abbiamo dei professori universitari che dirigono i reparti. Avete visto ad esempio che la dottoressa Dadalt, la professoressa, scusate, Dadalt, che è stata primario del reparto clinicizzato di Treviso della pediatria, è diventata il direttore della pediatria e quindi massimo responsabile della pediatria all'Università di Padova. Adesso è colei che governa tutta la pediatria, lei è un'esperta di emergenza urgenza, tanto è vero che a Treviso hanno attivato il primo fast track per i bimbi, no? L'ingresso veloce bypassando pronto soccorso. Facciamo le congratulazioni alla professoressa Dadalt, ma è la dimostrazione di questa osmosi, no, che c'è tra il territorio e l'università. Abbiamo deciso assieme all'Università di Padova di attivare tutto il corso, sono i 5 anni di corso, 6 anni scusate di corso, 60 posti, mi ricorda l'assessore Lanzarì. Abbiamo deciso di fare tutto questo, ha votato il Senato accademico, abbiamo votato noi, siamo andati a fare una legge, partiamo con i corsi, a prescindere da quello che succeda, vi dichiaro che i ragazzi si iscrivano perché noi andiamo avanti. Ci contestano di aver prelevato 6 milioni di euro del costo annuale dal fondo sanitario regionale, che è un fondo, udite udite, di 9 miliardi e 600 milioni di euro. 9 miliardi e 600 milioni di euro. Noi da quei 600 milioni di euro, lasciamo perdere i 9 miliardi, abbiamo preso 6 milioni. Cioè gliene abbiamo lasciati ancora 594 milioni. Cioè capite che è un'assurdità. Allora, siccome io penso che si possa trovare una soluzione, che l'impugnativa deve essere depositata entro il 16, vi annuncio che ho parlato col ministro Boccia, che fa solo, diciamo, in questo caso da rapporti con la Regione. C'è stata già un'interlocuzione con la Regione e si è concretizzata con questa controdeduzione che vi do oggi. Ho parlato col ministro Speranza e vi dico anche che ieri pomeriggio ho parlato col ministro Gualtieri. Anche lui si è impegnato di vedere questo dossier, che io a questo punto definisco incagliato forse per l'eccesso di zelo di qualche burocrate, che prima o poi capiremo anche chi ha avuto queste belle idee, e quindi andiamo avanti per questa direzione. Io spero si risolva, ormai è diventata bipartisan, no? Si dice bipartisan, bipartisan, no? Bipartisan sta roba, cioè va da destra a sinistra, non è che c'è chi ha capito tutto e fa l'università e chi è all'opposizione che dice che è giusto chiuderla. Penso che sia ormai evidente che da destra a sinistra tutti vogliamo l'università, soprattutto dopo quello che è accaduto. A questo punto confido nel buon senso da parte dei miei interlocutori a livello nazionale. Se così non sarà, ma veramente io spero che sia invece che si chiuda prima dell'impugnativa, noi andremo avanti alla Corte Costituzionale, ma faremo i fuochi d'artificio su sta roba, come abbiamo fatto con l'autonomia. Ieri un giornalista mi ha detto ma che fine fate poi? Guardate, con l'autonomia siamo andati per sbaglio in Corte Costituzionale, siamo tornati a casa con un referendum
e quindi questa rischia di diventare la goccia che fa traboccare il vaso. Invito caldamente a trovare una soluzione. Noi ce l'abbiamo, che è quella di buttare via il ricorso. Prego. Parola ai giornalisti, allora comincia Filippo Tosato. Ecco, ma buongiorno Presidente. Ciao Filippo. Ma proprio su questo tema del corso delle aule di medicina a Treviso, no? Io mi sono dato un'occhiata al ricorso, insomma, alla proposta di impugnativa, eccetera. Lei mi correggerà se sbaglio, può darsi che non abbia capito, ma in sostanza, secondo il governo, non è legittimo prelevare questi soldi dal fondo sanitario. Sì, è quello che ho detto io. Ecco, cioè la Regione può finanziare questa attività prelevandola da un altro capitolo. E poi c'è anche un accenno, mi pare, all'assenza di una programmazione. Sì, di un via libera alla programmazione per le 60 iscrizioni. Francamente sembrerebbero ostacoli di poco conto, cioè la Regione non mette in preventivo, non contempla la possibilità di fare una variazione a questo punto? No, perché Roma ha già deciso fin troppo di quello che dobbiamo fare noi, no? nel tempo. Allora, il fondo sanitario regionale, che ci permette di erogare la salute e quindi il servizio sanitario a 5 milioni di veneti, su 68 ospedali, con 54.000 dipendenti, 80 milioni di prestazioni sanitarie all'anno e 2 milioni di accessi al pronto soccorso, questa è la storia di un anno di sanità, è destinato per legge alla salute. Se qualcuno riesce a dimostrarmi in Corte Costituzionale che finanziare con 6 milioni di euro dei 9 miliardi e 6 la formazione di medici che non vanno a fare gli architetti, non vanno a fare tutte le robe che i giocatori di calcio piuttosto che altre attività, ma vanno a curare i cittadini. Peraltro posso dire, non vorrei che qualcuno pensasse che sono trevigiani questi candidati, sono cittadini del mondo, cioè la formazione è aperta a tutti, 60 cittadini del mondo, che siano di Treviso, che siano di Roma, che siano del Nord Africa, dell'America, noi non ce ne frega niente, sono 60 cittadini che diventeranno medici e che possibilmente io spero restino in Veneto a lavorare, quindi io non lo ritrovo incompatibile. Siccome questa è una teoria dei tecnici, meno della politica, quella di dire che è incompatibile, adesso andiamo al vedo, voglio proprio vedere le memorie firmate. Presidente, buongiorno, mi ricordo. Scusami Ada, dico anche una roba, che se si vuole andare in Corte Costituzionale noi ci andiamo, ricordo che al nostro fianco c'è l'università, abbiamo condiviso questa sfida non della Corte Costituzionale di fare questo corso, scusami Alda, con il professor Rizzuto, che è il magnifico rettore, e con il professor Merigliano, che è il presidente della scuola di medicina. Però sai, se arrivassimo a una sentenza potrebbe essere epocale, il che vuol dire che se portiamo a casa la ragione vuol dire che il fondo sanitario verrebbe gestito da tutta Italia in maniera diversa dopo. E non ho neanche la certezza che qualcuno non lo gestisca già in maniera diversa. E se capita questo, è ovvio che lo portiamo come documentazione in tribunale, perché noi sì, no e gli altri sì. Non te lo so dire, guarda, non è una minaccia, ma andremo a ravanare su tutti i bilanci finché troviamo qualcosa, vedrai che qualcosa la troviamo sempre. Scusami. Prego. Lei diceva però questi sono soldi nostri, cioè soldi del Fondo Sanitario Regionale che noi spendiamo per la sanità, però
quando ha esemplificato dicendo questi non sono cittadini del mondo, sono cittadini del mondo non predigiani, cioè del mondo, che vengono qui per fare i medici, noi li paghiamo con i soldi per la salute, per la sanità del Veneto, dei veneti, e poi magari questi vanno a lavorare, che ne so, in Australia. Ha pensato a questa cosa? Questo è un rischio concreto, ma così accade anche per le borse di studio che finanziamo. Noi finanziamo le borse di studio, è altro problema, no? Quando si parlava della regionalizzazione, ma non pongo neanche una questione di regionalizzazione. Dico che comunque è un arricchimento ulteriore di quello che è il sistema sanitario del Veneto, perché pensate solo che salto di qualità ulteriore fa questa regione a livello diciamo di sanità, sapendo che ha una casa madre che è Padova, che non si discute, e in più ha una gemmazione di un corso di laurea. Fra l'altro io non ve l'ho mai detto, in un contesto nel quale c'è già l'università e fra 8-10 mesi avrà un ospedale nuovo da 250 milioni di euro con 1000 posti letto nuovi ad alta specializzazione, quindi c'è già una sorta di ospedale universitario in arrivo. Ma guardate, è risolvibile il problema. Io ho parlato con i ministri, oggettivamente non ho trovato un terreno. E cosa gli hanno detto, scusi, visto che ha parlato con voi? Allora, i ministri mi hanno espresso oggettivamente tutti disponibilità a prendere in mano il dossier. Io ho sempre più l'impressione che queste siano attività di minima che vengono fuori dagli uffici, poi ognuno deve, come si dice, ognuno deve gestire la propria area, cioè il proprio orticello, no? Che non è di interessi personali, è quello di far vedere. Perché sì, c'è la politica, sono i ministri, c'è il Presidente di Regione, però adesso vi faccio vedere io come si imputano le spese. Andiamo a vederlo, vediamo. Ok, ci sono altri colleghi prenotati, prego. Buongiorno Presidente, io tornerei, visto che si parlava prima di turismo e quindi di riportare i turismi in Veneto, su quella che è la situazione dell'aeroporto di Treviso, perché il gruppo Savi ha fatto sapere, e la società naturalmente che gestisce gli aeroporti di Venezia e Treviso, che Treviso, il Canova, rimarrà chiuso fino a ottobre. Tra l'altro proprio mercoledì c'è un incontro tra l'azienda e i sindacati, però la preoccupazione è grossa anche per tutto l'indotto che gira attorno a quell'aeroporto. La Regione sta seguendo questa crisi? Lei ha parlato con Marchi? No, guardi, allora, la Regione segue tutto con apprensione. Ho letto gli articoli, c'è l'assessore De Berti che si occupa in particolar modo di questi temi, e vi dico che la soluzione a questo problema è una sola: riaprire tutto, fare in modo che tornino i turisti, che torni il traffico aereo, si torna alla normalità. C'è l'aeroporto di Treviso, ci sono gli alberghi chiusi a Bibbione, a Caorle, a Eraclea, insomma Jesolo, insomma abbiamo molte strutture che sono ancora chiuse, ma vi parlo del lago di Garda, vi parlo delle Dolomiti, insomma bisogna tornare ad avere i turisti di prima, non ho altro da aggiungere. Buongiorno a tutti, volevo fare una domanda di stato puramente politico. Dato le dichiarazioni di Mattarella di oggi, il modello di Stato italiano che lei auspica è una repubblica di stampo federale presidenziale? Ma guardate, no, dicevo, io non è che auspico, io dico che si applichino i dettami dei padri costituenti e si applichi quello che è scritto in Costituzione. La Costituzione è pensata per uno Stato federalista, uno Stato dove la responsabilità viene distribuita e ripartita nei territori e dove il cittadino sa di trovare davanti a sé un interlocutore che non dice non è mia competenza, ma sa che è un interlocutore che ha, diciamo, piene competenze per rispondere. Per quanto riguarda l'aspetto, scusa, mi avevi chiesto... Insomma, il suo modello di Stato è quello di una repubblica presidenziale. Ma questo non è un tema che ci affronterei oggi, nel senso che poi tutti noi cittadini vorremmo votarci tutti i nostri rappresentanti, no? Il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio, chi è che non vorrebbe questo? I propri esponenti politici che vanno in Parlamento, lo sapete, ho sempre detto che faccio parte di quelli che credono nella preferenza, no? Di star lì a scrivere ancora il nome come una volta. Per oggi non ci aggiungerei questo argomento, oggi è la giornata dell'autonomia e delle regioni.
Posso farle un'altra domanda? Sembra Prego. che il Premier Conte voglia candidarsi per il posto in Senato vacante e magari fondare un partito. Qual è la sua opinione in merito? Non so, ma il posto vacante di chi? Perché c'è stato un senatore del Movimento 5 Stelle che è venuto a mancare e quindi entro ottobre bisogna rimpiazzarlo e Conte sta pensando insomma di potersi candidare per Ma essere... è vera sta roba? Sì, l'ho letta nei giornali. No, sì, certo, del collegio sì, ma che lui si vuole candidare, non lo sapevo. Questo l'ho letto nei giornali. Non lo so, mi sembra, non lo so, non dichiaro nulla, cioè, detta così mi sembra, se uno che ha una carica come questa cerca di entrare in Parlamento vuol dire che non è sicuro di continuare a mantenere la carica, cioè, ma la prima roba ma non so neanche se è vera, cioè, quindi non commento assolutamente. Grazie. È come se io potessi non fossi carica elettiva e cercassi di diventare consigliere, perché se tornassimo alla legge vecchia il Presidente veniva eletto dai consiglieri. Non lo so. Ci sono altri colleghi prenotati, prego. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Senta, tornando invece al coronavirus e alla nostra mission qui in questo momento, ci sono parecchie notizie positive, le abbiamo viste insieme, non occorre ricordarle, i contagi, la curva, le terapie intensive, la cura al plasma non ce la dimentichiamo, certo, perché stiamo facendo anche la raccolta, e il virus, come ci ha detto l'altro giorno il professore, che ha comunque perso una sua intensità, una sua carica, eccetera. Le nuove positività sono sotto controllo, curabilissime, asintomatiche, eccetera, eccetera. Abbiamo tutta questa serie di notizie positive. Quella cattiva, al di là del concetto mascherina sì, mascherina no, è questo terrorismo continuo che ogni volta che c'è una notizia buona ce ne sempre viene fuori una cattiva per tenere sotto pressione le persone. Ora, la domanda è un po' così sciocca, quella che si fanno però un po' tutti: a chi giova? Mi sono perso. No, ho capito tutta la premessa, ma non ho capito la domanda. Sì, per la domanda voleva già essere quasi una risposta. Ah, cioè, vabbè. Cioè, diciamo che poi ci lamentiamo delle teorie fantasiose che vengono fuori, sì, ma effettivamente, a parte l'outing oggi di addirittura della virologa Capua che dice non sono più un virologo perché sono tanti anni che non sto in un laboratorio, però abbiamo sentito teorie di tutti i tipi, di questo nuovo, allora la curva diciamo epidemiologica andava a ribasso, avevamo delle teorie molto anche diciamo corredate da dati che ci sarebbe stato un nuovo picco a maggio, poi è stato spostato a giugno, poi è stato spostato al 15 di giugno, poi è stato spostato forse a settembre-ottobre. Cioè c'è sempre questa specie di spada di Damocle che abbiamo sulla testa, chiaro, e che non ci aiuta, cioè in tutte le cose che stiamo parlando oggi. Allora, siamo davanti a un processo naturale della natura, quindi sono come le previsioni del tempo, tu puoi averle precisissime, però ieri davano pioggia e al mare invece si sono fatti una giornata senza acqua. E quindi sono come le previsioni meteo, dopodiché c'è ricerca scientifica di mezzo, non siamo più lì a guardare i fondi del caffè con gli auruspici, no? come che funzionava una volta, o guardare il volo degli uccelli e fare le interpretazioni per il futuro, ma abbiamo delle modalità migliori, che sono quelle di scienziati che studiano. Io allora di contraddizioni ne abbiamo viste tante in questa vicenda. Allora, del famoso picco di maggio-giugno non ho memoria, dico che fino ad oggi il nostro modello matematico ha funzionato. C'è un grande punto di domanda, l'ho detto al professor Navalesi l'altro giorno, ho detto sarebbe un folle chi dice ad autunno arriverà il contagio. Autunno è probabile che arrivi il contagio, probabilmente non arriva, magari sarà la stagione più bella della nostra storia che non avrà neanche l'influenza, potrebbe anche accadere questo. Io sono positivo, vi dico che la spagnola è arrivata nel 18 e se n'è andata nel 19, è vero che ha avuto un ritorno di fiamma nell'invernata 19, però come è arrivata è andata via, avevano tutte le mascherine e poi via. Ai cittadini chiedo di avere fiducia nel loro sistema sanitario regionale del Veneto che funziona.
ci stiamo attrezzando, spero che ci sia una movimentazione che poi diventi inutile, che è quello che più ambirei, perché rifarsi assieme ai miei assessori tutta l'attività che abbiamo fatto in questi 105 giorni, anche no, per il prossimo autunno. Dopodiché staremo a vedere. Avete sentito il professor Navalesi ha detto: siamo partiti con l'idea della polmonite, ci siamo ritrovati il tema dei trombi multiorgano. Questo è un virus che la verità oggi qual è? Che se molti di quelli che hanno parlato stavano zitti era meglio, perché oggi il consuntivo di coronavirus è diametralmente opposto al preventivo di coronavirus. È quello che mi fa arrabbiare, no? Mi domando, ma quelli che studiavano Wuhan, i nostri italiani che studiavano Wuhan, cosa che hai studiato? Che quando è arrivato il virus avevano tutte le istruzioni di un'altra roba in mano. Oggi chi ha studiato il Veneto sa benissimo che storia è il coronavirus del Veneto. Grazie. Peraltro non so se si è scritto, voi sapete che l'Istituto Zooprofilattico delle Venezie ha sequenziato il virus? È stato sequenziato il virus, e quindi se volete anche informazioni più profonde, più precise, potete contattare, magari li invitiamo qui un giorno, l'Istituto Zooprofilattico delle Venezie, vi parla della sequenziazione e vi parla di quello che hanno capito, perché anche il tema mutazioni, vi ricordate che sembrava quasi essere eretici dire il virus ha mutato? Io mi sono preso anche un po' di insulti perché potrebbe essere mutato, adesso è normale parlare di mutazioni. Quando il 3 febbraio del 2020, cioè 3 febbraio, dissi bisogna istituire la quarantena, ovvero l'isolamento fiduciario dei bimbi che venivano in età scolastica dalle zone infette della Cina, non da tutta la Cina. Mi prese da razzista. Oggi se vi dico che quel bimbo è in quarantena a casa, neanche isolamento, è in quarantena a casa, c'è qualcuno che ha qualcosa da dire. È normale mettersi in quarantena. Capite che il mondo è cambiato repentinamente, ma anche le teste di molte persone sono cambiate, fortunatamente. Ci sono altri colleghi che hanno chiesto di intervenire. Filippo Tosato. Sì, io volevo farle una domanda sull'autonomia, ma prima mi ha suggerito una... Lei è ancora convinto della natura... artificiale? Sì. Ma se senza titoli o altri domande? No, ma sarei curioso di saperlo. Sì, grazie. Ma guarda, io non ho innanzitutto espresso considerazioni perché non mi competono. E vi ricordo che quel giorno mi è stato chiesto, secondo lei, perché il virus sembra depotenziato, no? Perde virulenza, definiamola così, che forse è il termine più appropriato. Lo vediamo nei contagi, no? C'è, ma non è così forte come prima. E io vi ho detto, potrebbe essere perché è un coronavirus e con la bella stagione se ne va. È un coronavirus e potrebbe avere il problema delle temperature, c'è anche questa ipotesi. Vi ricordo che una delle indicazioni terapeutiche iniziali a febbraio era quella di tenere le sale di cura sopra i 27 gradi centigradi, c'era anche questa teoria. 3, se ne va come è arrivato. 4, vi ho detto, c'è anche una teoria, e uno dei più grandi esponenti è Luc Montagnier, premio Nobel per la medicina del 2008, lo scopritore del virus dell'AIDS, colui che sequenziò il virus dell'AIDS, che disse: guardate, io ho fatto la sequenziazione del coronavirus del pipistrello, ci ho trovato dentro una microsequenza dell'AIDS, probabile che qualcuno avesse lavorato in laboratorio, punto. A me dà fastidio che l'ipocrisia in pancia a qualcuno porti addirittura a far partire una sollevazione, cioè voi lo avete capito o no che in laboratorio si lavora con i virus? Non c'è nulla di trascendentale. Lo sapete che nel 2014 la comunità scientifica ha fatto una lista di virus sui quali non si deve più lavorare, e invece dal 2014 ad esempio sul coronavirus si può ancora lavorare. Lo ha capito chi non lo vuole capire, che comunque la lavorazione di laboratorio serve per produrre vaccini, farmaci e quant'altro. Cioè non è che basta guardare Frankenstein Junior e pensare che sia solo sta roba qua. Io mi fermo qua, poi non ve lo so, io non so qual è il motivo. Vedo che c'è un sacco di dibattito e staremo a vedere, alla fine questo dibattito finirà. Ho visto una dichiarazione l'altro giorno dell'OMS che comincia a mettere i puntini sulle i su alcuni aspetti. Staremo a vedere. Però che si dipinga Montagnier come uno squinternato lo trovo poco rispettoso. Io ho visto l'intervista
non mi sembra l'intervista di uno che non c'è l'intervista di uno che ha parlato scientificamente. Poi magari si può sbagliare. Comunque ammetterà che la battuta di Crozza a riguardo è stata divertente. Quella del se Salvini perde forza non è artificiale. Ma però se adesso la sta riacquisendo, perché stiamo tornando su quei sondaggi, quindi non è artificiale. È naturale. No, ecco, mi perdoni così la battuta. No, certo. No, invece sull'autonomia è un discorso forse più, anzi senz'altro più. Allora, io ho un po' questa impressione che lei ha anche detto, in questa vicenda dell'emergenza le regioni hanno, e in particolare il Veneto, insomma, lei ha detto credo che Mattarella abbia pronunciato queste parole anche alla luce dell'impegno, delle performance delle regioni nell'emergenza. Sì. Però io ho come un'impressione, lei in questo caso ha titolo per parlare perché il Veneto, nell'opinione generale, è uscito brillantemente da questa, è uscito bene da questa vicenda emergenziale, il sistema sanitario ha retto bene e ha prodotto dei risultati. Tuttavia non si può dire lo stesso di tutte le regioni italiane. Si potrebbe dire che il Veneto l'autonomia se l'è guadagnata sul campo, ma non mi sentirei di dire la stessa cosa per altre regioni. Ci sono regioni che hanno riunito i consigli regionali per 3 minuti per votarsi un aumento di stipendio. Ci sono regioni che sono ancora impantanate nel contrasto ai contagi, non riescono a venirne fuori. Cioè non ha l'impressione che l'autonomia, come dire, mette in risalto certamente le potenzialità e le risorse, ma anche i punti deboli, anche le fragilità? Sì, ma guarda, direi innanzitutto che le regioni hanno affrontato con piglio e anche con vigore questa partita. Voi immaginate, ma guardate, non sto criticando il governo, parlo in generale, qualsiasi governo. La gestione del coronavirus da un governo centrale sarebbe stata un disastro, a prescindere, perché comunque il governo del territorio è fondamentale e da Roma non riesce a farlo. Voi immaginate un'ossatura, un'architettura a piramide con base molto stretta del governo della sanità, che potete mutuare con molti altri comparti che sono gestiti così, capite che l'impulso arriva con molta più lentezza sul territorio, no? Considerate che qui durante il coronavirus si prendevano decisioni e dovevi rispondere ancora prima che finisse la domanda che ti facevano. Cioè, a livello nazionale i tempi si dilatano, quindi la sola riduzione delle catene decisionali è comunque una garanzia. Dopodiché vi ricordo che stiamo parlando dell'articolo 116, il comma 3 del 116, il 117, il 118 e successivi, che la definiscono l'autonomia differenziata, cioè vuol dire che ci sono, che come vi ho sempre detto io, un abito sartoriale e ad ognuno, come diceva Einaudi, dovremmo dare l'autonomia che si spetta, diceva Einaudi nel 48, ad ognuno dovremmo dare l'autonomia che si spetta. Quindi io non ci vedo un problema perché chi ha più performance, chi ne ha di meno. Se fossi la collega Santelli della Calabria chiederei l'autonomia, perché il centralismo l'ha provato tutto la Calabria, non mi sembra che abbia risolto i problemi. Almeno mi gioco l'ultima carta, che è quella della responsabilità, e così parlo per il collega De Luca in Campania, e così per tutti gli altri che comunque vogliono essere i governatori del territorio. Non lo dico per il Veneto perché è scontato che dobbiamo avere l'autonomia. Ok, Alda Vanzano. Presidente, sarò sintetica, ma ho 4 domande flash da farle. La prima è questa: lei ha tracciato un po' il calendario della settimana entrante e gli appuntamenti che la aspettano. Mi chiedo perché dovete fare la conferenza delle regioni, diceva che ci sarà al tavolo sarà definito il discorso delle linee guida cinema, spettacoli eccetera, però state andando in ordine sparso. L'Emilia Romagna ha firmato ieri l'ordinanza su cinema, teatro. Sì, ma a valere dal 15? Sì, esatto, a valore dal 15 e dall'8 per quanto riguarda le prove senza pubblico. Sì, ma noi questo lo sappiamo. E anche altri colleghi hanno fatto questa scelta. Prego.
Sì, però noi la facciamo operativa, cioè nel senso che noi, se ti ricordi, l'ultima ordinanza ha detto potevamo mettere dentro anche altre robe a valere però l'abbiamo voluta portare fino all'ultimo nella speranza, ve lo dico, che si modifichino meglio le linee guida, che ci dia più operatività. Quindi saremo anche noi dal 15, probabilmente con linee guida diverse? Cioè No, le linee guida comuni, ma a questo punto se c'è un'evoluzione delle linee guida noi ne approviamo solo un pacchetto di linee guida chiusa lì. Vabbè. Seconda domanda, Presidente, degli appuntamenti di cui ha parlato, diceva appunto le fiere, parleremo con il Ministro Gualtieri eccetera. Le risulta che le associazioni di categoria si siano un po' risentite in merito alla dichiarazione fatta in questa sala dal suo assessore De Berti sul trasporto privato, cioè gli NCC che sono venuti qui la scorsa settimana dicendo nessuno ci rappresenta? Pare che le associazioni di categoria sostengano invece di rappresentarli, di rappresentare queste categorie. A lei risulta questo malessere? Ma guardi, allora guarda Alda, intanto sono rappresentate le associazioni. Io ho parlato anche con l'assessore De Berti, abbiamo ricevuto una lettera dal Confartigianato e ne ho parlato anche con il Presidente Bonomo. Nella totale cordialità, penso che ci sia stato un misunderstanding e deve essere assolutamente chiarito. Noi abbiamo avuto istanze dalle associazioni di categoria per taxi, NCC, quindi noleggio con conducente, e autobus privati. È una delle emergenze. L'assessore De Berti nella sua esposizione intendeva dire che siccome ai trasporti non c'è ascolto, di tentare la linea dello sviluppo economico. Allora, la testa al toro la tagliamo facendo una lettera a mia firma e scrivo ai due ministri, sia a Patuanelli che alla De Micheli, per questo tema, e che non è un tema irrilevante. Noi parliamo di turismo, ma ci dimentichiamo che taxi, NCC e Pullman sono fermi. Quindi assolutamente, quindi no. Cosa arriverà sul Ministro? Chiedo quell'intervento che a tutt'oggi non c'è stato. Ma sul fatto che siano ascoltati, che loro si facciano sentire, non c'è dubbio. Le associazioni di categoria, in particolar modo il Confartigianato, ripeto, Bonomo, me l'ha anche segnalata sta roba, hanno assolutamente ragione. C'è una lista di incontri che si sono fatti, di segnalazioni agli atti, per cui assolutamente c'è stato rapporto e loro hanno segnalato. Terza domanda, Presidente, riguarda i tamponi che stanno crescendo, nel senso che ne state facendo sempre di più. Siamo fermi ai cerchi concentrici, cioè sanità, casa di riposo, forze di polizia? Sintomatici. Contatti stretti di sintomatici. Le solite attività, cioè il piano di sanità pubblica. Non li avete allargati, al cassiere dei supermercati? No. Perfetto. L'ultima domanda invece, Presidente, riguarda non il coronavirus ma quasi, cioè un po' anche di striscio. Ieri c'è stata la presentazione della coalizione che sosterrà Arturo Lorenzoni, professore universitario, candidato del centro-sinistra. Una forza politica che sostiene questa coalizione, le leggo testuale, ha sostenuto che lei, Presidente, ha sfruttato il periodo del coronavirus per farsi campagna elettorale ogni giorno a mezzogiorno e mezzo, strumentalizzando chi ha sofferto, strumentalizzando il personale sanitario, raccontando come giocare a biglie con i cugini di terzo grado. Cosa risponde? Che penso che per garantire la par condicio non rispondo, così lascio la riga dell'articolo a loro disposizione. Cioè lascio una riga bianca e quindi la mettete una dichiarazione aggiuntiva a loro, così. Lei non vuole polemizzare con i contendenti, i competitor? Penso che si commenti da sé una dichiarazione del genere. Cioè vorrei ricordare che però non è la risposta, ma è la doverosa risposta alla giornalista, ma fuori dall'articolo. Vorrei ricordare che questo punto stampa nasce assolutamente in maniera ragionata, pensando che davanti a un mostro che stava arrivando, che diffondeva inquietudine, ci volesse una persona che parlasse di veneti. Qualcuno può dire, ma la si poteva gestire con i tecnici? No, perché sarebbe stato un via vai di tecnici e poi abbiamo visto a livello nazionale cosa è accaduto con gli scienziati. A questo punto, anche perché c'era un'ipotesi, no? È quella che io dico sempre quando ci sono le tragedie, le catastrofi. Se va bene è merito di tutti, se va male è colpa di chi? Mia. Secondo voi, se fosse andata male, qualcuno veniva a dirvi Zai ha cavalcato il coronavirus?
è che quando il gioco si fa duro bisogna scendere in campo, così funziona. C'è un collega no. Beh, innanzitutto devo dire che mi ha scritto un mio amico ingegnere di Venezia, dice un contatto su 16.000 è lo 0,06 per 1000. Vedi, non ci tornavano zero. Grazie. Casa, per cui ha fatto la fortuna di avere una calcolatrice. 0,6 promosso in matematica. 6 per 1000, non io, lui. La fortuna. È laureato. Beh sì, guarda, io volevo fare il ragionamento perché se 1 su 1000 è l'1 per 1000, 1 su 10.000 è lo 0,1. 1 su 16.000 è meno dello 0,01, meno dello 0,1 è 0,06. Però se facevo il conto prima, dopo faceva il giro del mondo sta roba. Io volevo tornare nuovamente sull'autonomia, sulle parole anche del Presidente della Repubblica Mattarella, a cui lei ha dato una lettura anche legata alla gestione dell'emergenza coronavirus. Dalla fine di febbraio, da quando si è attivata l'unità di crisi, e qui comunque c'è una linea diretta pressoché costante col governo, lei ha avuto l'impressione di un cambio di passo nel rapporto Stato-Regioni, anche magari al di là di quelli che sono i colloqui informali che ci sono tra Venezia e Roma? C'è cambio di passo rispetto a cosa, scusami? Di una delega, di un rapporto più collaborativo in cui comunque si è, se non alla pari. Ma da quando? Dalla fine di febbraio, da come si sta affrontando con le continue videoconferenze tra regioni. Ma guarda, noi abbiamo garantito la totale massima collaborazione e rapporto istituzionale, di correttezza istituzionale con il governo. Questo io l'ho sempre fatto, l'ho sempre detto. Dopodiché è ovvio che si può trovare da dire su alcune scelte, però voglio anche ricordare che le regioni hanno votato tutti i provvedimenti, hanno dato l'assenso a tutti i provvedimenti del governo rispetto alla politica sanitaria e a tutta la partita del coronavirus. Dopo le conoscete anche voi, poi è cronaca attuale che è quella delle linee guida, se applicavamo quelle delle linee del governo non apriva più nessuno, e lì sono corse in soccorso le regioni, questa è storia ormai, no? Come altre partite. Mi fermo qui. Cioè, potrebbe essere un punto di svolta, diciamo questo, potrebbe essere un punto di svolta. Per? Nel rapporto tra Stato e Regioni e quindi nell'autonomia delle Regioni. Sì, guarda, in questo senso sì. Io penso che le Regioni escano con più vigore da questa partita e anche con un nuovo posizionamento dal punto di vista di architettura istituzionale nazionale. Ho esordito prima dicendo se qualche anno fa si metteva in discussione la loro esistenza, oggi il cittadino sa che in regione penso sia l'unica realtà assieme ai comuni dove i tuoi rappresentanti te li eleggi direttamente, mettendoci il nome sulla scheda. Hai la garanzia che comunque non c'è, sono rappresentanti del popolo, è un organo che legifera, che non è irrilevante, cioè l'Università a Treviso si fa perché noi abbiamo fatto una legge. Alcune partite importanti anche per il coronavirus si sono fatte perché avevamo fatto delle leggi, e poi è una realtà che comunque ha dimostrato di essere operativa. Prego. Scusi Presidente, anche io volevo fare una precisazione su quello che avevo detto prima di chi fa questi calcoli, sempre diceva non ho letto, in realtà è il ricercatore informatico Davide Tosi, un comasco dell'università che aveva fatto tutte queste previsioni e che semplicemente il 24 maggio aveva detto che ci sarebbe stato questo nuovo picco a metà con centinaia, migliaia di... Non so anche chi sia. No, ma è uno, perché ce ne sono tanti in questa Babele che abbiamo poi si fa terrorismo perché chiaramente... L'ho detto siccome le previsioni del tempo. Sì, no, volevo precisare grazie. Nome e cognome perché non è una cosa... Però io ho risposto a prescindere dal nome perché non so neanche chi sia, cioè non mi permetterei. È andato anche in giro, insomma in televisioni. Immagino. Allora mi pare che manchi Filippo Tosato, poi forse possiamo chiudere. Sì, soltanto una cosa. Prego. Sono arrivate delle segnalazioni tra ieri e oggi da parte di insegnanti della scuola dell'obbligo. Siccome c'è tra le varie ipotesi della ripresa scolastica, c'è quella dei plexigas in aula, insomma, questi insegnanti sono quantomeno perplessi,
Allora capisco, la scuola dell'obbligo non è una competenza regionale, però insomma in questo momento, proprio per il discorso che si faceva della cresciuta influenza delle regioni, della conferenza delle regioni, della possibilità di interloquire con il governo, forse sarebbe il caso insomma anche di prestare ascolto a questa preoccupazione nel mondo della scuola, che non viene da una stagione facilissima. Ma guarda, io ti dico questo, intanto la mia posizione sui plexiglass la conoscete già, io li eliminerei proprio dappertutto, e vi dico che noi come conferenza delle regioni siamo a disposizione, ma onestamente ci stiamo già lavorando come presidenti per produrre l'effetto linee guida che avete già visto, no? Nel senso che con i nostri servizi di prevenzione siamo nelle condizioni di proporre magari delle alternative che siano altrettanto tutelanti nei confronti dei ragazzi. Pensare di far studiare i ragazzi in aula e far seguire le lezioni mettendoli nei box non è il massimo della vita. Cioè, voi vi ricordate quando andavamo a scuola? Cioè, se uno deve tirarsi una penna non può neanche più tirarsi una penna, c'è il box. Cioè. Vabbè, ma la vita è fatta anche di questo, neanche foglietto per copiare, che non si copia. Però al di là delle battute penso che sia anche un mortificante, no? Cioè, perché l'ambiente scolastico è fondamentale che sia gradevole, accogliente, cioè noi non possiamo pensare di mettere i ragazzi nei box di plastica, di plexiglass, ma non esiste. Cioè si parla tanto di benessere animale, no? Ma che benessere animale è questo qui? Cioè, ma scusate, ma vi sembra un giusto trattamento per dei bambini, dei ragazzini che stanno lì con sto box? Mettiamogli le cabine telefoniche a questo punto, no? Cioè non ho capito, dai. Visto che ormai non servono più le cabine, dobbiamo recuperarle. Ma è una brutta idea, mi spiace che sia uscita con questa irruenza e senza un minimo neanche di riflessione. Queste sono le classiche soluzioni dei tecnici che per pensare poco dicono mettiamo i box. No, le sottoponevo questa cosa perché ho l'impressione, ma un'impressione come dire che perdura da mesi, che la scuola, il mondo della scuola, quindi i docenti, gli studenti, i ragazzi, le famiglie, il personale, non siano stati trattati molto bene in questa vicenda. Dapprima sono stati dimenticati del tutto. Poi, almeno nella scuola dell'obbligo, docenti mandati allo sbaraglio a improvvisare una didattica digitale senza assistenza, famiglie inchiodate con più figli. E d'altronde questa contestazione durissima nei confronti del Ministro fino allo sciopero generale della scuola che è stato annunciato, ripeto, so che non rientra nelle competenze regionali, però forse, io conosco, forse meriterebbero maggiore attenzione. Ma questo sì, guarda, io conosco un sacco di insegnanti, devo dire che se dovessi fare una sintesi di quello che è accaduto nella scuola dell'obbligo e nella scuola in generale, è di nave che non governa. C'è proprio una dicitura, no, nella nautica, nave che non governa. Non ho la barca, quindi non preoccupatevi di questo. E perché lo dico? Perché oggi, se possiamo dire che è stato fatto qualcosa con la formazione a distanza, lo dobbiamo all'impegno degli insegnanti che si sono rimboccati le maniche, molto spesso senza indicazioni, senza strumentazioni. Hanno trovato famiglie che comunque hanno fatto di tutto per mettere in condizioni i propri ragazzi di studiare. Ma dire che ci fosse una regia, decisamente no. Quindi bravi gli insegnanti che si sono dati da fare, e brave le famiglie che sono riuscite ad arginare questa emorragia formativa, ma dire che c'era una nave che governava, no. Tra l'altro domani è sciopero degli insegnanti, proclamato domani? tutte le sigle sindacali. Non lo sapevo. Ok, se non ci sono altre richieste, buona domenica. Ah no, volevo dirvi, domani viene il dottor Rosi, che è stato il responsabile di tutto quello che sono poi la rete di emergenza-urgenza in Veneto durante il coronavirus. A lui ho dato anche l'incarico di supervisore e a lui oggi abbiamo dato, già da qualche settimana, l'incarico anche, come si può dire,
di custode di quello che sono dei reparti Covid all'interno degli ospedali, lì pronti all'emergenza, ma che sono chiusi a chiave, perché abbiamo anche dei reparti dove c'è tutto attrezzato per proprio la prima immediata emergenza, e le chiavi le ha tutte il dottor Rosi. Quindi vi dà anche uno spaccato di quello che è stato questa emergenza dal punto di vista di emergenza-urgenza, perché poi i malati nelle terapie intensive, lui peraltro l'abbiamo fatto anche supervisore per tutta la questione di Verona, ricordate quando c'è stato il focolaio di Verona? Sì, e poi a Rara Cross, cioè i malati che arrivavano da fuori regione. Prego? Rosi è il capo del 118 Veneto. Grazie e buona domenica a tutti, grazie. Grazie anche ai signori che sono qui, grazie. Rientriamo in studio, queste le parole di Zaia per questa domenica 7 giugno. Divampa ovviamente la polemica attorno alla decisione, all'annuncio del governo di impugnare la legge istitutiva della facoltà di medicina a Treviso. Zaia lo ha ribadito, andiamo avanti, andremo in Corte Costituzionale, ha lanciato un appello anche ai giovani maturandi perché si iscrivano, non ci sono problemi, si va avanti dritti per la strada che è stata tracciata. In realtà questa mattina in apertura della nostra diretta abbiamo parlato con il sottosegretario di Stato Andrea Martella che ha usato toni concilianti dicendo che il corso si farà ma che si deve aprire un confronto sugli aspetti più tecnici, anche quelli finanziari. Insomma, una partita che è in corso e il clima di campagna elettorale di certo non aiuta. Vi ricordo che ieri è stata ufficializzata la candidatura di Arturo Lorenzoni, vice sindaco di Padova, a anti-Zaia, chiamiamolo così, del centro-sinistra. Cosa è stato detto questa mattina, poco fa, dal governatore Zaia? Zaia è tornato anche sulle parole pronunciate questa mattina dal Presidente della Repubblica Mattarella in occasione delle celebrazioni dei 50 anni dalle prime elezioni regionali. Mattarella in un messaggio ha detto chiaramente che l'autonomia è fondamento di democrazia. Il principio di autonomia delle regioni e degli enti locali è alle fondamenta della costruzione democratica perché appartiene al campo indivisibile delle libertà e costituisce un regolatore dell'equilibrio costituzionale. Queste quindi le parole di Mattarella che il governatore Zaia ha accolto con molta soddisfazione. L'autonomia, anche nelle parole del Capo dello Stato, è vista come un'opportunità e non un pericolo, ha detto il Presidente della Regione, che è tornato poi sul tema della nuova ordinanza prevista per il 15 di giugno, soprattutto per quanto concerne la riapertura dei locali finora ancora chiusi al pubblico, discoteche, cinema e teatri. C'è stato poi un riferimento anche al tema molto sentito delle fiere. Domani Zaia incontrerà il ministro Gualtieri per riprendere, per far sì che anche le fiere nel Veneto possano ripartire. Quindi anche qui è pronta un'ordinanza per aprire tutto quello che finora non è stato attivato. Abbiamo già detto dello scontro sull'Università di Treviso, andremo avanti fino in Corte Costituzionale e faremo i fuochi d'artificio, queste le parole, e domani avete sentito Zaia annunciare l'arrivo in conferenza stampa del professor dottor Rosi, che da sempre è un po' l'anima del SUEM 118 in Veneto. La scuola. Zaia ha tra l'altro terminato la conferenza stampa di oggi parlando della scuola, perché ieri è stato dato il via libera al decreto scuola in Parlamento, c'è stato quindi il via libera dopo 2 o 3 giorni di dibattito accesissimo. Di scuola si è
parlato questa mattina a Conegliano, dove c'è stato un flash mob. Siamo in grado di mostrarvi le immagini di Lucio Zanato, che era lì con i manifestanti, un flash mob dei genitori che si sono ritrovati per l'appunto davanti alla scalinata degli Alpini, la nota scalinata degli Alpini in centro a Conegliano, per manifestare in maniera pacifica e anche, lo vedete, con tutti i distanziamenti del caso, le mascherine, i presidi di sicurezza, per manifestare che cosa? Tutto il proprio disagio verso la gestione del mondo della scuola. Centinaia di persone. I manifestanti hanno denunciato soprattutto il clima di incertezza che ancora regna sul ritorno in aula, questo nonostante per l'appunto il via libera, il sì da parte del Parlamento al decreto scuola, che non ricomprende soltanto le misure di sicurezza che saranno adottate da settembre, ma anche il famoso concorsone per i precari. Vedete le immagini, tanti gli striscioni, perché il calcio riparte, la scuola no, vogliamo una scuola sana, torniamo a scuola tutti in libertà, senza schermi né mascherine. Questi gli slogan di questa mattina. Un flash mob che è partito dalla volontà di due genitori, Martino Impemba e Tiziana Tassan. Si è sviluppato, come spesso succede con il passaparola, e alla fine sono arrivati tutti questi genitori, quindi insomma il tema è di assoluta attualità. C'è stato un focus specifico proprio sulla didattica a distanza, che ha ovviamente mutato le abitudini delle famiglie stesse, trasformate in vere e proprie scuole, questo hanno detto i manifestanti, dove non si poteva parlare o muoversi liberamente a causa delle varie lezioni in corso, una sorta di prigione didattica quasi, quella vissuta da migliaia di famiglie alle prese con l'emergenza coronavirus e la didattica online. E di flash mob ne sa qualcosa il nostro nuovo ospite, che è Andrea Penzo Aiello, presidente di Treviso Imprese Unite, associazione nata all'indomani della chiusura per lockdown di fatto del Veneto, che si è battuta, associazione che si è battuta per i diritti dei commercianti, per una riapertura sicura ma allo stesso tempo sostenibile. Vi abbiamo raccontato in queste settimane tutte le iniziative portate avanti da questa nuova realtà trevigiana, che si è fatta subito catalizzatrice di centinaia di imprenditori, commercianti, parrucchieri, ristoratori e chi più ne ha più ne metta, idraulici, liberi professionisti. Aiello, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno a voi, grazie. Ecco, Aiello, voi avete in questo periodo portato avanti le istanze dei commercianti trevigiani. Il periodo è difficile, ce lo siamo detti tantissime volte, a 3 settimane dalla riapertura del 18 maggio più o meno, com'è la situazione? A 3 settimane dalla riapertura si inizia a vedere quelli che sono effettivamente gli esiti di questi 3 mesi di lockdown, ovvero passato l'entusiasmo iniziale che sicuramente c'è stato, perché nei primi 7-10 giorni sia il commercio sia la ristorazione ha comunque vissuto delle giornate di incassi pieni, stiamo adesso iniziando a pagare la mancanza di liquidità nelle tasche dei trevigiani da una parte, e dall'altra parte anche il fatto che molti lavoratori siano ancora in smart working. La situazione inizia a essere drammatica anche in vista dell'estate, e di un'estate che probabilmente sarà a freno a mano tirato, perché comunque anche con l'ultima notizia dell'aeroporto che non riaprirà prima di ottobre, i turisti saranno sempre più in difficoltà per raggiungere il nostro capoluogo, e quindi rischiamo veramente di dover stringere i denti per 3 mesi, ma non sarà così facile come si sperava. Ecco, Aiello, quella dell'aeroporto è una
tegola sul commercio trevigiano e sull'economia trevigiana. Sì, esattamente. Diciamo che appena è venuta fuori la notizia siamo stati sommersi dalle chiamate di albergatori, proprietari di bed and breakfast in primis, ma anche poi appunto di negozianti, di ristoratori, perché comunque ricordiamoci che il turista, soprattutto se è straniero, che arriva in Italia vuole comprare il Made in Italy, quindi le botteghe iniziano a fare vendite anche con i turisti e poi ovviamente da qualche parte devono mangiare e noi siamo bravissimi a far sentire a casa il turista che arriva. Non ci siamo persi d'animo, annuncio già che già da ieri stiamo lavorando con le agenzie di viaggio e con le agenzie di trasporti della nostra associazione per preparare un progetto che presenteremo nei prossimi giorni sia al Comune di Treviso sia all'assessore del turismo Veneto Caner, per cercare di veicolare comunque parte degli arrivi a Venezia verso la nostra città, verso Treviso. Adesso non ci possiamo neanche ancora troppo entrare nello specifico, comunque presenteremo un progetto che spero venga condiviso appunto dalle istituzioni, perché ci permetterà magari di mettere un cerotto su una situazione che può farsi veramente drammatica. Quindi un progetto per intercettare almeno in parte i flussi che arriveranno al Marco Polo di Venezia. Quindi che ne so, la gestione dei layover alberghieri che tengano in considerazione anche le strutture trevigiane, immagino questo sostanzialmente. Sì, diciamo che si andrà appunto a collaborare per mettere in evidenza anche le strutture ricettive comunque trevigiane e si creeranno magari anche dei circuiti per far entrare appunto anche poi ristoratori, botteghe, ma anche appunto agenzie di trasporti e dare un po' di vita durante i mesi estivi anche all'attività di Treviso, perché sennò il rischio è quello appunto che si torni come 3-4 anni fa, dove chi arrivava a Venezia andava a dormire solamente a Mestre. Non me ne vogliono i colleghi di Mestre, però negli ultimi 2 anni appunto a Treviso hanno aperto moltissime strutture ricettive, anche sperando appunto in un lavoro, in un indotto dell'aeroporto di Treviso, e trovarsi a dover perdere così un'estate dopo 3 mesi di lockdown diventerebbe veramente pericoloso per il benessere di queste aziende. Ecco Aiello, ieri sera ne abbiamo parlato nel corso del nostro telegiornale, questa mattina ci sono i titoli di tutti i principali quotidiani anche locali, questo è per esempio il Gazzettino di Treviso: il virus fa chiudere 128 attività, è una cifra enorme. Esattamente, è una cifra enorme, ma è una cifra purtroppo iniziale. Queste sono le attività che hanno chiuso durante i 3 mesi di lockdown, ma purtroppo siamo tutti quanti consapevoli che i morti veri, mi passi il termine, si conteranno tra settembre e ottobre, perché appunto questi mesi saranno veramente difficili da superare, a maggior ragione appunto con tutte quante le novità di cui prima parlavamo, e rendiamoci conto che non sarà veramente la gente, il cliente tipo ha anche paura di spendere in questo momento, perché tutto questo continuare a parlare di una seconda ondata a settembre, a ottobre, fa sì che il consumatore risparmi quel poco che gli è rimasto in tasca e quindi faccia fatica appunto a spendere. Adesso parlavamo le prime settimane delle attività legate al benessere, che hanno vissuto ovviamente i primi giorni dove lavoravano anche 14-15 ore al giorno. Stiamo però già vedendo il contraccolpo, nel senso che tutti quanti inizialmente devono tagliarsi i capelli, tutti quanti devono andare dall'estetista, però una volta fatto venir meno questa esigenza iniziale, inizia adesso a esserci la mancanza della signora che andava a farsi la piega ogni settimana. Già in centro a Treviso mi sembra 5 barbieri tra barbieri e parrucchieri non hanno riaperto l'attività dopo il lockdown, quindi tutto quello che all'inizio sembrava roseo non lo era, e appunto adesso abbiamo letto anche noi oggi dei dati della Camera di Commercio, 128 attività chiuse nei 3 mesi marzo-maggio, ma i numeri, quelli pesanti, rischiamo veramente di doverli leggere solamente a settembre e ottobre. Ecco, pesa quindi come un macigno l'incertezza dell'autunno, quindi all'inizio c'era l'entusiasmo che avevamo tutti colto per questa rinnovata, diciamo così, ripartenza, però appunto dopo l'entusiasmo iniziale tanti probabilmente hanno cominciato a riflettere e guardare nel portafogli. Questo è successo. Mi diceva, arrivano disdette alle agenzie immobiliari?
Esattamente. Questa è un altro sintomo della crisi che sta vivendo il commercio e non solo qua a Treviso. Le agenzie immobiliari stanno iniziando a ricevere diverse disdette perché non in tutti i casi magari si riesce a mediare un nuovo canone d'affitto almeno per i mesi del 2020 e quindi molte attività sono costrette a dare disdetta. Questa disdetta spesso poi è mirata a cercare nuovi spazi magari economicamente più sostenibili, ma non in tutti i casi. Ci sono già diverse attività che hanno scelto di chiudere una volta per tutte e magari o concentrarsi su altre attività secondarie che già avevano oppure sperare che tra qualche mese qualcosa cambi, ci sia modo di reinvestire. Diciamo che soprattutto i negozi di abbigliamento e adesso anche molte agenzie di viaggi stanno iniziando appunto a valutare l'uscita dal mercato economico di Treviso ed è veramente drammatica questa situazione. Assolutamente. Tra l'altro c'è un altro problema di discreto peso. Zaia ne ha parlato in conferenza stampa, il fronte politico di questi giorni, l'università a Treviso. Lei tra l'altro, se non sbaglio, ha un locale proprio nelle vicinanze dove dovrebbe sorgere questa facoltà, questo nuovo corso di medicina. Anche questa è una variabile non da poco. Esattamente, Treviso per carità non è mai stato un polo universitario paragonabile a quelli di Ferrara, a quello di Padova, però negli anni ha sempre cercato di ampliare per quanto possibile la zona e l'indotto universitario. Abbiamo sofferto inizialmente ad esempio quando lo UAV di Venezia è andato via qualche anno fa, adesso c'era dell'ottimismo e c'era già fermento per il nuovo arrivo di medicina e chirurgia, perché comunque lo studente universitario spesso è fuori sede, quindi va a riempire alloggi, utilizza poi appunto negozi, bar, ristoranti. Diciamo che i giovani, soprattutto appunto quelli fuori sede, hanno bisogno di fare aggregazione e di quindi affollare locali e villerie della città. Perdere un'occasione come questa anche per il tessuto economico della città rischia di essere un'altra batosta dopo un anno che già ci ha fatto solamente del male. Speriamo che in qualche maniera, visto che sta a cuore a tutti quanti questa università, la Regione riesca a imporsi, a vincere l'appello. Stiamo qui ormai. Sembra che arrivino solamente brutte notizie, però continuiamo a lottare anche per questo. Tra l'altro voi avete sempre nel cassetto con l'avvocato Calvetti, che è uno dei massimi esponenti a livello nazionale di class action, una class action contro, quindi un'azione collettiva contro il governo. C'è sempre questa class action? Sì, i moduli li abbiamo fatti girare questa settimana perché sono stati ultimati, in realtà stiamo ancora correggendo qualcosina proprio perché tutto quanto venga fatto in maniera completamente limpida, pulita. Sono moduli che vengono tra l'altro diramati anche ai nostri colleghi in giro per l'Italia, visto che ne facciamo parte anche di queste federazioni nazionali di associazioni tipo la nostra. E quindi ormai siamo quasi pronti, è arrivato il momento di contare i danni e di vedere che diritti abbiamo oltre a quelli che ci hanno promesso fino ad oggi. Ecco, Aiello, ci sintetizzi proprio in 30 secondi in che cosa consiste questa azione? Diciamo che si andrà ad imputare al governo e all'OMS una presa di posizione troppo tardiva nella gestione della pandemia. Perché se fosse stata presa per tempo probabilmente si riuscivano a mettere in piedi le strutture ospedaliere necessarie per poter gestire tutta la vicenda senza dover arrivare al lockdown generale, e in più si andrà soprattutto al governo a imputare tutti i tagli legati alla sanità fatti negli ultimi 15 anni che hanno portato appunto alla carenza di posti letto o di strutture della terapia intensiva che sarebbero state fondamentali in questi giorni. Grazie, messaggio forte e chiaro. Andrea Penzo Aiello, presidente di Treviso Imprese Unite. Buon lavoro, grazie. Grazie a voi, buona domenica a tutti quanti.
Adesso ci colleghiamo con Filippo Fois, che è pronto con Sandro Ponchio all'esterno dell'unità di crisi di Marghera. Filippo, Zaia è partito proprio dalle parole del Presidente della Repubblica. Sì, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per quello che è il compito amministrativo, politico e anche di democrazia di questo paese ricoperto dalle regioni. Ricorrono i 50 anni dalle prime elezioni regionali che si erano svolte nel 1970 e la lettura che è stata data dal Presidente della Regione Luca Zaia è anche che questo giudizio lusinghiero da parte del Capo dello Stato risenta anche di quello che è stato il supporto delle regioni al governo per quello che riguarda la crisi del coronavirus. In effetti c'è stato un filo diretto che è stato attivato immediatamente alla fine di febbraio e che prosegue tutt'oggi tra la conferenza delle regioni e l'esecutivo. Un filo diretto che probabilmente potrebbe anche segnare un punto di svolta nei rapporti tra Stato e regioni. E questo naturalmente dal punto di vista di quella che è l'autonomia, le richieste di autonomia per cui il Veneto sta trattando a Roma sono dei segnali molto positivi. Certo, come dicevamo questa mattina nel corso del primo collegamento è tutto materiale da romanzo per le elezioni regionali di cui appunto parlavamo. Cosa ha detto oggi? Magari anche per testi di analisi politica, perché sicuramente ci sarà da scrivere una storia del coronavirus anche dal punto di vista politico e amministrativo, e da questo punto di vista noi abbiamo avuto proprio l'impressione comunque da mesi che sia cambiato qualche cosa, che le regioni abbiano più voce in capitolo rispetto a una volta. Questo assolutamente, tra l'altro poi sul tema dell'autonomia stanno convergendo un po' tutte le forze politiche. Ieri di autonomia si è parlato parecchio nel corso del Torniamo in studio, ci sono stati alcuni problemi di segnale e ci ricolleghiamo con Filippo Fois che è appunto all'esterno dell'unità di crisi di Marghera. Filippo ci stava raccontando appunto delle parole di Zaia in occasione per l'appunto dei 50 anni dalle prime elezioni regionali della storia repubblicana. Questa mattina c'è stato un messaggio del Capo dello Stato Mattarella, un messaggio molto importante. Tutti i presidenti di regione, non solo Zaia, in questi minuti, in queste ore lo stanno commentando, perché di fatto Mattarella ha detto che le regioni sono le fondamenta della democrazia. Di più, ha detto che l'autonomia è fondamento di democrazia, pur nella indivisibilità dello Stato. Vedo ricomparso Filippo Fois con Sandro Ponchio. Filippo, adesso mi risenti? Adesso ti sento nuovamente forte e chiaro. Scusate, siamo ritornati in onda. Stavamo parlando appunto del rapporto contrastato fra Stato e Regioni, stavamo parlando di questo avvio di campagna elettorale, nonostante non si sappia ancora, come dicevamo questa mattina, la data delle elezioni.
No, non si sa ancora la data delle elezioni. Come sapete, il presidente Zaia, come altri presidenti di regione uscenti di vari colori politici, sarebbero per il voto a luglio, però l'intenzione del governo, almeno da quello insomma che ci è dato sapere, è per votare a settembre. Per cui sostanzialmente, se dovessimo fare una previsione, bisognerà vedere se si vota nella prima o nella seconda parte di settembre. Sul rapporto Stato e Regioni, Cristian, io dico che forse questo rapporto contrastato di cui parlavi forse dovremmo relegarlo al passato, a un passato prossimo, ma nel presente proprio di questa crisi coronavirus, come dicevamo prima, forse le cose sono lievemente cambiate. Si è attivato un filo diretto tra il governo e le regioni per gestire la crisi dell'emergenza sanitaria, che potrebbe essere un punto di svolta proprio nel rapporto tra lo Stato centrale e le amministrazioni locali. Le regioni sembrano, dicevo prima, è stato questo la nostra impressione in questi mesi qui nel centro di crisi allestito nella sede della Protezione Civile regionale di Marghera, che le regioni abbiano più voce in capitolo, siano più ascoltate, che per certi versi molte decisioni siano più condivise o se non altro mediate rispetto a una volta, ed è questo un punto di grosso ottimismo anche per quello che riguarda il processo verso l'autonomia del Veneto. Tra l'altro, ecco, questo ruolo da protagoniste delle regioni si vede anche nella satira. Oggi lo stesso Zaia è ritornato sulla parodia di Maurizio Crozza, perché tra i tanti personaggi di Crozza adesso è entrato di diritto anche Luca Zaia. Sì, infatti oramai sono parecchi, diversi, anzi, i presidenti di regione che sono oggetto di satira. È entrato stabilmente nel repertorio perlomeno di Crozza anche il presidente Zaia, e questo è anche un sintomo comunque del peso politico che il Veneto sta iniziando a ricoprire in Italia. Il fatto che il presidente della regione Veneto diventi oggetto di satira indica, secondo me, e più o meno quello che ha detto anche Zaia, il fatto che questa regione adesso sia tenuta più da conto rispetto a una volta a livello nazionale, scusate, per cui alla fin fine insomma è anche questo un segnale positivo di come si stia sviluppando il panorama politico, ecco, in questo ultimo periodo. Come si articolerà questa campagna elettorale, perché appunto ne vedremo sicuramente delle belle. Tra l'altro proprio oggi in una intervista sul Corriere della Sera il Premier Conte ha detto noi andremo avanti, l'alleanza tra PD e 5 Stelle continuerà. Insomma ci sono stati anche degli attriti tra forze di maggioranza a livello governativo fra PD e 5 Stelle, ma in realtà ci sono attriti, si sono registrate posizioni discordanti anche fra Fratelli d'Italia, Lega in questo periodo, quindi il clima politico e istituzionale è molto articolato. Molto articolato, come proprio mi verrebbe da dire come da tradizione italiana. Forse ci coglie un po' di sorpresa perché, e giustamente, in questi mesi di emergenza si è registrato un clima di grande collaborazione non solo tra Stato e Regioni ma anche tra le forze politiche. Adesso diciamo che la tensione si sta un po' allentando, escono fuori le varie sfaccettature, chiamiamole così, del dibattito politico. E anche questo è un po' un ritorno alla normalità per certi versi. Filippo, ti ringrazio, grazie a te e a Sandro Ponchio, buon lavoro. Grazie Ci sentiamo nel pomeriggio. Grazie a Filippo Fois e Sandro Ponchio. Adesso noi abbiamo un appuntamento con la storia, perché 100 anni fa, era l'8 giugno in realtà del 1920, si registrò una rivolta agraria, una rivolta contadina a Villa Marcello. Villa Marcello si trova nel comune di Morgano. Perché vi raccontiamo questa storia? Perché ci sono delle analogie con il momento di profonda preoccupazione e di tensione sociale che stiamo vivendo. Ovviamente
alcune analogie, non c'è nessun parallelismo. Comincerei con il mostrarvi questo video, questo bel video storico, e poi introduciamo i nostri due nuovi ospiti. È accaduto esattamente 100 anni fa, martedì 8 giugno 1920. Oltre 1 migliaio di contadini delle leghe bianche devasta e brucia la villa del conte Niccolò Marcello a Badoere. Le fiamme praticamente divorano tutto: suppellettili, archivio di famiglia, edifici annessi. Il bestiame, liberato dalle stalle, e molti attrezzi finiscono nelle abitazioni degli incendiari, ma saranno riconsegnati nei giorni successivi. Poco dopo il conte, portando con sé i bambini molto piccoli, va a visitare ciò che rimane della sua azienda e a quantificare i danni. Al processo dirà di essere stato accolto con grande benevolenza dalla popolazione di Badoere e che nessuno gli ha mostrato ostilità. I fatti delle Badoere, perché è così che vengono definiti dalla stampa dell'epoca, chiudono la lunga agitazione per il rinnovo dei patti agrari che nella primavera del 1920 produce tensioni e violenze in tutto il Trevigiano. La battaglia più dura in questi mesi è condotta dalle leghe cattoliche, quelle che sono nate nel 1910 a Cittadella sulla base di un accordo tra le diocesi di Padova, Vicenza e Treviso. Quindi l'incendio di Villa Marcello fu una particolarità tutta trevigiana, una sorta di jacquerie della Marca, verrebbe da definirla così. E siamo collegati al momento con Paolino Barbiero della CGIL, ma è anche componente dell'Istituto Trevigiano per la Resistenza, in attesa di collegarci anche con Amerigo Manesso del Centro Studi, che tra l'altro si trova proprio a Villa Marcello, però appunto dovremo collegarci fra qualche istante. Barbiero, fu un episodio, innanzitutto buongiorno e buona domenica, fu un episodio molto particolare questo di Villa Marcello. Perché lo dobbiamo ricordare a 100 anni e da quell'episodio? Beh, innanzitutto vi ringrazio per la vostra disponibilità, e se fate Amerigo.Manesso, lo chiamate voi, forse è più facile che vi mettiate in contatto. Diciamo che noi abbiamo inquadrato questa iniziativa dentro a un progetto che stiamo facendo con l'Istresco, ma anche con lo SPI del Veneto e lo SPI nazionale, dal titolo Biennio Rosso, Marcia su Roma, proprio per indagare quello che è successo alla fine della prima guerra mondiale e di quelle che sono state le azioni che si sono svolte nel nostro territorio riferito a tutto il nord-est. Quindi è un progetto impegnativo che concluderemo proprio alla data che si avvicinerà al periodo della marcia su Roma. Però abbiamo iniziato da qui perché c'era parecchio materiale, ne stiamo raccogliendo dell'altro e stanno venendo fuori anche delle cose inedite. Innanzitutto all'epoca c'erano più di 100.000 contadini, quindi un numero consistente, più della metà della forza lavoro era sostanzialmente contadina. Cosa diversa adesso, perché nel frattempo l'industria, le tecnologie e internet ha spostato tutta una serie di attività, ma ancora oggi esiste un'attività cosiddetta agroalimentare, e su questa attività dell'agroalimentare riscontriamo molto spesso anche nel nord-est situazioni che per analogia si possono raffrontare con le questioni di 100 anni fa, cioè c'è ancora uno sfruttamento, specialmente sui grandi proprietari terrieri che molto spesso non applicano i contratti correttamente.
Tra l'altro è un tema molto attuale questo, perché di caporalato e soprattutto della sanatoria dei lavoratori stagionali si è parlato tanto nel corso dell'approvazione del decreto rilancio. A tal proposito, Barbiero, lei che è uno dei volti storici della CGIL, quella sanatoria ha un senso anche per il nostro territorio? Ma certo che ha un senso, perché sono persone che lavorano pensare di fare la sanatoria e pensare che dalla mattina alla sera ci sia qualcun altro che va a sostituire quelle attività. Tra l'altro molto spesso la mancata sanatoria coincide con non rispetto dei contratti che allora si chiamavano patti agrari o contratti di agricoltura rispetto a raccolto fatto. Quindi noi abbiamo proprio la necessità di far emergere tutta questa situazione, perché vuol dire anche entrate contributive, entrate previdenziali. Allora, siccome in tutte le salse ci stanno dicendo che c'è una caduta pesante del prodotto interno lordo, mai come oggi è necessario far emergere tutto il prodotto interno lordo che è sommerso, a partire da quello della filiera agroalimentare, che è una filiera molto lunga, perché comincia dai campi e arriva fino ai supermercati. Quella storia cosa ci insegna? Però ci insegna che ci sono state molte contraddizioni, nel senso che c'erano le leghe bianche, le leghe rosse, le leghe verdi, e molto spesso non trovavano denominatori comuni, erano in contrapposizione anche tra loro stessi, quindi in contrapposizione tra loro stessi, in contrapposizione poi con i grandi padroni terrieri dell'epoca. Alla fine sono arrivati a una rottura della coesione tra, ecco, forse si sta collegando anche Manesco. Sì, ma vada pure avanti, Barbiero. E alla fine sono arrivati a una rottura tra i rappresentanti delle leghe, il padronato stesso, il mondo cattolico rappresentato dai vescovi, ma poi se si collega a Manesso, che ha studiato bene la storia, questa la può raccontare meglio. A noi interessa far emergere molto come quelle contraddizioni di allora anche adesso rischiano di ripetersi. Quindi il messaggio che vogliamo lanciare anche ai giovani attraverso lo studio della nostra storia e riportare la memoria all'attualità è questo: noi bisogna che uniformiamo le problematiche che ci sono nel mondo del lavoro, bisogna che il sindacato tutto trovi sempre un punto di accordo comune e su quello indirizzi il confronto e le lotte, per sostenere chiaramente poi le proposte che vogliamo portare avanti. E oggi più che mai, che abbiamo visto emergere tutta quella parte di economia osservata che spesso si sapeva ma si sottaceva, abbiamo la necessità di provare veramente a dare continuità anche all'azione che il governo ha messo in campo. Cioè, se si vanno a regolarizzare le badanti, se si vanno a regolarizzare le COIF, se si va a regolarizzare chi lavora in nero nell'agricoltura, se si trovano soluzioni per i RAID, quelle sono tutte situazioni in cui si fa sì che chi non ha diritti ce li abbia, e attraverso questi diritti ci sia poi anche un portato di risorse che complessivamente lo Stato deve usare per redistribuire in modo migliore di quello che è stato fatto su chi ha più bisogno. E Barbiero, oggi quanta tensione sociale c'è? Voi come sindacato quanta ne registrate? Beh, oggi diciamo che non abbiamo grossi ritorni di tensione sociale, però siamo preoccupati perché sotto la cenere c'è il rischio che covi qualcosa, quindi molto probabilmente lo vedremo a settembre. Noi abbiamo una situazione in cui fino a fine agosto siamo coperti con la cassa integrazione cosiddetta Covid-19. Una cassa integrazione che tra l'altro ha ampliato la rete di protezione, cioè è andata oltre ai settori tradizionali coperti dalle casse integrazioni e ha tutelato proprio tutti quei settori cosiddetti atipici e precari. Questa però ad agosto finisce, tanto è vero che una delle richieste che stiamo portando avanti al governo è di continuare almeno fino alla fine dell'anno della cassa integrazione e di prorogare la norma sulla non effettuazione dei licenziamenti, perché questa rischia di essere davvero una bomba sociale. Assolutamente, che diciamo, ricordiamolo a chi ci sta seguendo, questa moratoria c'è di fatto fino alla fine dell'estate, poi non c'è per il momento alcuna certezza, c'è però, Barbiero, il SURE a livello europeo. Potrebbe essere un aiuto, lo SURE è uno strumento che per l'Italia sono circa 20 miliardi di euro sui 100 messi a disposizione a livello europeo.
Guardate, sostanzialmente, per come la vedo io, i soldi che sono stati messi a disposizione dal governo ma anche dall'Europa sono importanti. Poi è chiaro, se ce ne fossero in più saremmo tutti più contenti. È chiaro che se la burocrazia fosse stata più veloce e avesse dato le risposte immediate avremmo avuto qualche tensione in meno. Ma abbiamo visto che piano piano tutto sta andando a regime. Bisogna consolidare questo regime di distribuzione delle risorse, ma bisogna anche avere presente bene una cosa, che poi tutti questi soldi devono avere la compensazione alla fine, e per avere la compensazione uno dei fattori prioritari è che aumenti il PIL. Per aumentare il PIL non dobbiamo pensare che questo avvenga solo su quella parte di attività produttiva che è dentro le regole e quindi in qualche modo è osservata. Dobbiamo, come dicevo prima, far emergere davvero questa volta l'economia osservata, che era sommersa, dove c'era il nero, dove non ci sono i contributi versati, perché le stime dicono che là ci sono appunto più di 100 miliardi di euro, che sostanzialmente 100 miliardi mi pare di euro che girano, che possono arrivare a determinare una situazione importante. Certo. Gli stessi soldi dati per la sanità, abbiamo visto che se sono a tassi bassissimi e non hanno condizionamenti, questi vanno presi. E questo è un riferimento molto esplicito al MES. Barbiero, vedo che c'è Manesso, ma dobbiamo un attimo stabilizzare la connessione, che si trova per l'appunto a Badoere. Farei così, 2 minuti di pubblicità, ci rivediamo e ci colleghiamo anche con... Di nuovo insieme per parlare di questo episodio storico, ma che ha un significato anche per l'epoca che stiamo vivendo. Adesso riusciamo a collegarci con Amerigo Manesso, che è una delle anime dell'Istituto per la Resistenza della provincia di Rovigo, di Treviso, scusate. Manesso, dove si trova in questo preciso momento? Nella piazza rotonda di Badoere, quella che è stata teatro 100 anni fa della famosa sommossa dei contadini e dell'incendio di Villa Marcello. Ecco, che è stata una particolarità tutta trevigiana questa lotta contadina. Beh, diciamo sì, infatti siamo all'interno di quello che si definisce nei testi di storia il biennio rosso, ma noi trevigiani in modo particolare, grazie alla definizione di Livio Vanzetto, lo definiamo il biennio bianco, perché qui da noi le sommosse, le rivendicazioni, le azioni di carattere sindacale sono state promosse dalle leghe contadine e in modo particolare dalle leghe bianche. Non era che fossero le sole le leghe bianche presenti nel Trevigiano, c'erano anche i socialisti di Tonello e c'erano anche i repubblicani di Guido Bergamo. Però le leghe bianche erano quelle che avevano il maggior numero di aderenti, oltre 100.000 organizzati e mobilitati, e quelle che nel 1920 hanno assunto le iniziative più importanti a livello della provincia di Treviso. Praticamente tutta la provincia era allertata per il rinnovo dei patti agrari, e all'interno di questa vicenda si inserisce anche l'episodio che ha come protagonista Badoere e la Villa Marcello. Ecco, Manesso, c'è un dato che dobbiamo sottolineare. Nel 1920 i contadini di Marche, i contadini del Veneto non erano solo provati dagli anni della guerra, ma anche dalla spagnola, dalla pandemia influenzale. Quindi diciamo che in quel periodo si sommava una crisi strutturale a una crisi pandemica, la prima grave crisi pandemica del Novecento. Certo, che aveva lasciato delle conseguenze traumatiche nelle nostre comunità. Io mi sono visto proprio ieri alcuni dati relativi alla mortalità per febbre spagnola in comune di Morgano. Si pensi che tra il 1918 e il 1919 aveva raggiunto il 7-8% di decessi rispetto alla popolazione. Per dire, da 40 a 45 decessi annuali si è arrivati a ben 99 decessi nel 1918. Quindi guerra, diciamo febbre spagnola, e in più le condizioni
alle quali dovevano sottostare i contadini, che erano veramente insostenibili. Avevano iniziato una serie di rivendicazioni già nel 1912-1913, ma poi la guerra le aveva assopite, non spente, perché poi immediatamente conclusa la guerra la loro azione e le loro rivendicazioni riprendono vigore e forza. Che cosa chiedevano? Chiedevano dei nuovi patti agrari fondamentalmente. Cosa vuol dire? Che volevano un contratto non più annuale, perché altrimenti ad ogni San Martino rischiavano di essere cacciati via dai proprietari. Volevano un contratto, un affitto a denaro e non a genere, perché se dovevano conferire il grano, il frumento, l'uva e c'era una cattiva annata e rischiavano di patire loro la fame. Non volevano più dover dare al padrone delle giornate di lavoro nelle proprietà del padrone, perché la manodopera era insufficiente addirittura ai fabbisogni familiari. Quindi tutto questo mette in moto un meccanismo di rivendicazioni che ha il suo fuoco al momento culminante proprio nella primavera del 1920. Certo, Barbiero, ieri, torno da lei Barbiero, ieri come oggi il problema è quello della precarietà, perché di fatto questi contadini si stavano ribellando contro una precarietà estrema. Sì, diciamo che a monte c'è stata e c'è adesso la lotta per la redistribuzione del reddito prodotto. Allora con i patti agrari o con i contratti, come diceva prima Amerigo, si voleva fare in modo che rispetto alla produttività complessiva che il sistema agricolo aveva e alla redditività che dava all'imprenditore o al padrone, come si chiamava allora, ci fosse una maggiore redistribuzione con un'aggiunta di diritti a chi favoriva poi tutta questa produzione. All'epoca, come si vedeva in una parte del video, hanno addirittura deciso di non raccogliere più i bozzoli per fare la canapa e tutto quello che ci va dietro. Adesso è la stessa cosa. Se pensiamo a Amazon, se pensiamo ai rider, se pensiamo a tutte quelle piattaforme che usano lavoratori in termini precari, l'obiettivo vero è quello che ci sia una redistribuzione del reddito. Nel senso, se mi portano a casa da mangiare e io devo pagare anche €1 in più, lo pago se so se effettivamente chi me lo porta ha un contratto, ha una tutela, ha la maternità, ha le ferie, ha tutti quei diritti che ci sono in una parte consistente delle attività produttive. Tra l'altro, quella parte consistente che ha cominciato ad averle per certe nel 1970, quando appunto sia stato introdotto e votato lo Statuto dei lavoratori, che anche qui ricordiamo i 50 anni, quindi 50 anni nel 2020 dello Statuto dei lavoratori, 100 anni delle lotte dei contadini delle Leghe Bianche a Badoere. Quindi è un percorso in itinere che stiamo facendo con l'Istresco proprio per dare anche alle nuove generazioni degli stimoli, cioè guardare alla storia, guardare al nostro passato, credo che ci è utile per evitare di ripetere gli stessi errori e di fare quelle iniziative che ci consentono di conquistare nuove opportunità di redistribuzione del reddito prodotto, perché se stanno meglio tutti credo ci sia una maggiore possibilità anche di ripresa. Esempio, si parla tanto di caduta dei consumi, se si vuole riprendere il PIL bisogna che aumentino anche i consumi, se bisogna che aumentino i consumi bisogna anche tutelare i redditi di tutte le persone che lavorano, anche rinnovando i contratti, quindi bisogna rimettere in moto tutto questo circuito nel più breve tempo possibile. Certo, Barbiero, grazie. Chiudo con Manesso. Manesso, i giovani trevigiani conoscono la storia di Villa Marcello e cosa state facendo per fargliela conoscere? Beh, direi di no, non la conoscono perché è un fatto marginale. Anche nella stessa Badoere Morgano poco si sa di questa storia, che non è un fatto episodico, ma che appunto è il momento di un lungo processo che ha come protagonisti i contadini che, come sappiamo, nella storiografia ufficiale sono sempre stati considerati eterodiretti e sottomessi ai preti o ai padroni. Ecco, in realtà non è stato proprio così. Noi come Istresco stiamo collaborando con la CGIL a un grosso progetto di ricerca e uno dei fuochi di questo progetto di ricerca è proprio la vicenda delle Leghe Bianche e di ciò che hanno messo in atto qui a Badoere
l'8 giugno 1920. Grazie Manesso per questa testimonianza. Le consiglio di mettersi a riparo perché mi sa che sta venendo su un bel nubifragio. Ecco, esatto, e grazie davvero a lei e a Paolino Barbiero per questa testimonianza storica, ma che ha delle innegabili analogie con quello che stiamo vivendo, fatte ovviamente le dovute proporzioni. Grazie a entrambi i miei ospiti, buon pomeriggio, buona domenica di nuovo. Siamo alle battute conclusive di questa edizione straordinaria. Vi ricordo che rientriamo in diretta alle 17:30. Gli argomenti di giornata sono tanti: 50 anni delle regioni, quindi questa commemorazione con il messaggio alle regioni del Presidente Mattarella, regioni, autonomia, fondamento di democrazia. Zaia, che ha accolto con molta positività queste parole di Mattarella, dicendo però che la gestione del coronavirus solo da Roma sarebbe stata un disastro, quindi di fatto lo scontro governo-regioni c'è e lo abbiamo visto in questi giorni con la partita tutt'altro che chiusa dell'Università a Treviso, della facoltà di medicina. Tanti quindi temi, tanti gli spunti, mentre la curva del contagio continua a decrescere fortunatamente. Noi rientriamo in diretta alle 17:30, vi ringrazio per l'attenzione, a dopo.